Allora direi che possiamo cominciare. Nulla osta ad iniziare. Bene, allora buonasera a tutti, consiglieri, buonasera a chi ci segue dalla sala consigliare, a chi ci segue da casa. Consiglio comunale del 30 luglio 2018. Iniziamo subito dando la parola al segretario per l'appello. Grazie Presidente, buonasera. Tonon. Presente. Botteon. Assente giustificato. Carnelos. Presente. Costa. Non ancora, assente. Criscuoli. Daré. Darcier. Per ora assente. Darcier. Devalier. Dus. Assente giustificato. Fasan. Fiorin. Masset. Presente. Posocco. Sant'Antonio. Presente. Saracino è assente. Assente giustificato. Sonego. Presente. Tocchet. Sì, presente. 12 presenti. 1, 2, 3, 4, 5 assenti per ora. Scrutatori. Darcier, Criscuoli, Posocco. Scrutatori che accettano. Darcier, Criscuoli, Posocco. Scrutatori e iniziamo subito. Do la parola brevemente all'assessore Denardi. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Facciamo consegnare. Faccio consegnare. Ah sì sì. Il Solo per informare tutti quanti che il... Sì, d'accordo. Sì, certo. Posso? Solo per segnalarvi che... È tutto a posto, consigliere? Sì, gli ho detto se posso andare, se è a posto. Devo mettere a verbale? Cioè, va bene, allora. Solo per informare tutti quanti che mercoledì 1 agosto, quindi dopodomani, inaugureremo a Londra la mostra Storming the Skies all'Army and Navy Club. Uno degli eventi del centenario della Grande Guerra, per il quale ringraziamo non solo il Ministero dei Beni Culturali che ha fornito il finanziamento nell'ambito del progetto Brandolino Brandolini D'Adda, storia di un politico, vita di un eroe, ma anche tutta una serie di partner del territorio, a partire dalla Falmec che si è occupata della produzione del catalogo che è stato appena consegnato ai consiglieri comunali, al consorzio del Prosecco Doc, a Permast Elisa Group che si è fatta carico della produzione e del trasporto della mostra, ai main sponsor del centenario che è Zoppas Industries e al contributore del centenario che è prego, la banca. La Banca Prealpi. Il catalogo appunto è appena stato consegnato ai consiglieri. Il ringraziamento va anche allo Stato Maggiore dell'Esercito che ha contribuito con una parte del patrimonio fotografico che sarà in mostra a Londra e che fa parte anche del catalogo, e un ringraziamento va anche all'ambasciata italiana a Londra che ci sta seguendo, oltre che all'Army and Navy Club che ha reso disponibile per il comune di Vittorio Veneto la sala dove per un mese verranno esposte circa un centinaio di fotografie appunto appartenenti al Fondo Marzocchi del Museo della Battaglia e all'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito Italiano. Grazie, Assessore Denardi. Allora, nel frattempo è arrivato il consigliere Costa, è uscito un attimo il consigliere Maset.
Veneto per il triennio 2018-2021 e determinazione del relativo compenso. Prego. Guardi, oggi eravamo impegnati per il Consiglio Comunale di oggi. Stamattina c'è stata una commissione tecnica, appena avremo il risultato lo comunicherò ovviamente. Grazie. Io leggo i giornali ma vedo tante belle notizie e tante anche notizie fantasiose. Bene, chi presenta? Roberto, chi presenta il Devo dirmi, dai. Napoli? Sì. Assessore Napoli. Buonasera a tutti. Allora, come sapete, il precedente collegio dei revisori è venuto a scadenza, quindi il collegio precedente era composto da Alberto Sichirollo presidente, Patrizia Zaniol e Luigino Sbalchiero come componenti del collegio. È stata fatta la nuova nomina tramite di solito la procedura di estrazione a sorte dalla prefettura e ci hanno comunicato i risultati. I risultati sono i primi tre estratti, sono Luca Franchetto, Gianni Andreetto e Michele Genovese. Per quanto che hanno accettato la nomina. Per quanto riguarda i compensi, sono stati confermati i compensi che venivano erogati al precedente collegio e quindi credo non ci siano problemi, nel senso che i compensi al presidente sono IVA compresa 9.516 euro annui e poi agli altri due revisori 6.344 euro sempre IVA compresa. Ok. Bene. Ecco, se non ci sono particolari problemi io lo metterei subito ai voti questa nomina del collegio. Ecco, quindi metto in votazione, punto numero 2, nomina del collegio dei revisori del Comune di Vittorio Veneto per il triennio 2018-2021 e determinazione del relativo compenso. Favorevoli? Contrari? Nessun astenuto, nessun contrario, quindi 13 a favore, nessun astenuto, nessun contrario. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Medesimo risultato, 13 favorevoli, unanimità. Passiamo al punto numero 3 all'ordine del giorno, ratifica della deliberazione di giunta numero 115 del 21 giugno 2018 avente ad oggetto bilancio di previsione 2018-2020, seconda variazione d'urgenza con applicazione parziale dell'avanzo di amministrazione esercizio 2017 e adeguamento del PEC 2018-2020. Prima di passare all'illustrazione e alla discussione, pregherei i consiglieri di andare a pagina 2, nella quale è rimasto un refuso, nelle altre parti è corretto, come vedete anche il titolo è corretto, si parla di deliberazione di giunta 115 del 21 giugno 2018, invece alla prima riga del vista è rimasto ancora delibera 82 del 3 maggio 2018, quindi va corretto in delibera della Giunta Comunale numero 115 del 21 giugno 2018, mentre nella pagina seguente è riportata correttamente, è stato soltanto un refuso. Bene, la parola ancora, Sì, la pregherei di avvicinare leggermente il microfono. Allora,
diamo inizio un po' a una serie di punti che riguardano il bilancio e varie questioni connesse. Questa è una ratifica, una deliberazione d'urgenza della Giunta numero appunto 115 del 21/6/2018 che aveva appunto la necessità di dare avvio e dare operatività a una serie di sia introiti di contributi e altre voci e sia come attività di spesa. Allora, fra le attività c'era la necessità di incrementare alcuni stanziamenti di entrata derivanti da contributi statali e regionali e di adeguare le corrispondenti voci di spesa, nonché di registrare alcune variazioni compensative tra capitoli appartenenti allo stesso centro di responsabilità, come da richieste dei dirigenti dei vari servizi. Di applicare l'avanzo di amministrazione esercizio 2017 parte accantonata per il finanziamento dei seguenti interventi: spese legali, Denardi Giovanni Casagrande Vittorio, liquidazione indennità per reiterazione vincolo espropriativo come da sentenza 82/2018 per euro 12.000, rinnovi contrattuali come da contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016-2018 siglato in data 21/5/2018 per euro 80.690 e adeguare alcuni stanziamenti di parte corrente per gli esercizi 2019-2020. Ecco, quindi questo è l'oggetto della variazione della quale si chiede la ratifica. Se ci sono domande, qui abbiamo la dottoressa Costalonga e la dottoressa Elvassore che hanno tutti gli elementi per poter chiarire eventuali dubbi. Mi sembra molto chiaro. Se ci sono domande da parte dei consiglieri, altrimenti una cosa veloce anche questa, metterei in votazione. Allora, non ci sono interventi? Consigliere Fasan. Solo una curiosità. Allora, spese legali Denardi Giovanni Casagrande Vittorio, euro 12.000. Queste sono le spese legali e recupero No, spese legali. per esproprio non l'ha pagato il comune. Ha preso 12.000 e basta senza alcun... Esatto. No, qui c'è un esproprio di 2 privati che ha ricorso. Il comune spende 12.000 euro per spese legali, scritto qui. Dottoressa, risponda pure, perché è una domanda puntuale, direi. Sì, non sono spese legali, perché tra parentesi c'è scritto, cioè le abbiamo indicate come spese legali, però tra parentesi c'è scritto liquidazione, indennità per reiterazione, vincolo espropriativo. Okay. Quindi spese legali... Sì, no, vabbè, l'abbiamo inteso come spese legali perché le abbiamo vincolate nell'avanzo d'amministrazione come spese legali. Quindi nelle spese legali come avanzo d'amministrazione ci mettiamo dentro tutto. Io pensavo, okay, quindi non sono spese legali, sono il risarcimento del danno che abbiamo pagato per la reiterazione del vincolo. Vabbè, Sì. allora scriva Okay, non spese ecco. legali. Se non sono spese legali. Ma il capitolo dove vanno imputati è quello delle spese legali sostanzialmente. Vabbè. Ma serve una condanna o risarcimento? Sono spese Sì, sono comunque spese legali, sì. spese legali. Sì, cioè non è la spesa dell'avvocato, diciamo, non è la spesa dell'avvocato, però è una Sì, spesa ma di rientra condanna. comunque nel concetto di spese legali, quindi è corretto. Ok. Leggendo così ho interpretato così. Forse non è scritto nel Certo, modo certo. migliore per uno che non macina queste cose. Ok, mi sembra che sia stato chiarito. Non avesse reiterato il vincolo. Va bene. Allora direi di mettere in votazione il punto numero 3 all'ordine del giorno come
letto poco fa. Ratifica deliberazione di giunta numero 115 del 21 giugno 2018. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno. Quindi 9 favorevoli, 4 contrari. Nessun astenuto. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Nessun astenuto. Medesimo risultato. Punto numero 4. Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri di bilancio. Esercizio finanziario 2018. Beh, anche questo è più del precedente, è un provvedimento di natura strettamente tecnica, nel senso che questo fa parte di una serie di provvedimenti che sono stati assunti negli anni del 2011 fino al 2014, che hanno profondamente cambiato diciamo così, il modo e l'organizzazione dei bilanci dei comuni, il modo di gestire e l'organizzazione stessa dei bilanci del comune. Quindi è stato introdotto questo provvedimento obbligatorio da fare entro il 31 luglio di ogni anno, nel senso che ci deve essere una verifica, diciamo, di metà anno sull'andamento dell'attuazione dei programmi e anche sugli equilibri di bilancio. Questo per evitare che ci siano eventuali scostamenti dalle previsioni del bilancio di previsione, scostamenti che non vengono in negativo ovviamente intercettati in tempo utile, e quindi si vanno a generare poi in sede di chiusura con dei debiti magari fuori bilancio, causando poi difficoltà nella gestione ordinaria. Quindi questo è un provvedimento così di natura così abbastanza, diciamo, un contenuto molto tecnico, che io do per letto, nel senso che il documento l'avete avuto tutti quanti, ci sono le descrizioni puntuali di tutte le varie voci, e quindi io mi fermo qui. Grazie. Assessore Napoli. È aperto il dibattito. Vedo la prenotazione del consigliere Posocco. Sì, grazie. Buonasera a tutti innanzitutto. Come ha detto l'assessore Napoli, è un documento anche completo, in cui per tutti, diciamo, gli indirizzi c'è un riassunto, e è anche interessante leggerlo veramente. Non mi soffermo su ogni indirizzo, su ogni obiettivo. Poi c'è il bilancio magari che è più attuale, magari possiamo discuterne più in profondità. Però due domande, perché non l'ho trovato, o forse non sono riuscito a trovarlo in questo allegato A. Allora, è una curiosità. A dicembre il Comune ha, diciamo, aderito al cosiddetto alert system, che era un servizio per cui paghiamo 15.000 euro, che deve avvisare che deve avvisare il cittadino in caso di allerte, ma può essere utilizzato anche in caso di comunicazioni. E visto l'anno del centenario, lo ritenevo un servizio utile, ma o ho sbagliato io a registrarmi o non so, ma di messaggi ne è arrivato solo uno in tutto questo 2018. Allora volevo capire se è un fallimento questo servizio che abbiamo profumatamente pagato, oppure se ho sbagliato io a registrarmi, ecco, tra le altre cose. E appunto, non trovandolo in questo allegato, faccio questa domanda. Dopodiché, una cosa interessante che ho trovato qui, e che non c'è nel bilancio, però è stata diciamo sviluppata molto anche sui giornali,
Sull'indirizzo strategico territorio ambiente c'è appunto segnato la partecipazione al bando per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati. In questo caso penso sia Carnielli e Forcal. C'era, mi sembra, la richiesta di 200.000 euro per ogni sito, se non ricordo male. Siccome prima abbiamo fatto la bonifica dell'ex Carnielli che abbiamo discusso, e si parlava che la bonifica non era appunto in carico, non dovrebbe essere in carico al comune, questi 200.000 che richiediamo per l'ex Carnielli, volevo capire come vanno utilizzati. Ecco, tutto qua, grazie. Grazie. Consigliere Posocco. Consigliere Sant'Antonio. Sì, io volevo fare un attimo un'osservazione su questo documento, che è un documento abbastanza corposo. Se siamo qua anche per migliorare un po' le procedure e le cose, no? C'è un sacco di burocrazia che questa sera dobbiamo analizzare, cioè questo documento ha circa 50 pagine, poi c'è il DUP che ne ha 160. Allora, parlando dello stato di attuazione dei programmi, a me piacerebbe, questo non so, è un suggerimento, dopodiché se viene preso vabbè, altrimenti si può continuare in questo modo, che all'interno di questo documento ci fossero più dati e meno cose discorsive. Prendo due schede a caso, ma proprio a caso, per dare un po' di significato a quello che sto dicendo. Allora, nella pagina 9 del documento si parla della segreteria del sindaco. La struttura della segreteria del sindaco ha supportato la parte politica, gestendo le agende in modo da assicurare ai cittadini tempestivi colloqui con il sindaco o l'assessore di competenza. Ecco, io non riesco a capire in questo caso se siano migliorati la frequenza dei colloqui col sindaco o meno, perché non ci sono dei numeri. Altra scheda, pagina 13, rinnovo della modalità operativa dell'unità edilizia privata che opererà in via esclusivamente digitale mediante la definizione partecipata della modalità di presentazione delle istanze e quindi la riduzione dei tempi del rilascio dei titoli. Cioè, se non ho un termine di paragone, quanti giorni oggi smaltisco un documento per un cittadino e quanto sono riuscito a ridurre, scusate, ma tutto quello che c'è scritto qua all'interno ha poco significato. Quindi io farei meno, diciamo così, discorsi, meno relazioni discorsive, e inserirei quindi un documento un po' più snello, ma con dei numeri che siano misurabili, perché i fenomeni si possono controllare solo se si possono misurare. Questo è un principio base che penso che ognuno che fa della gestione penso possa conoscere. Quindi in questo modo non riesco a capire se le situazioni sono migliorate o sono peggiorate. Ecco, questa osservazione volevo fare. Grazie consigliere. Possiamo dare qualche risposta? Sì, possiamo dare già qualche risposta tecnica? Allora, signor Sindaco. Per quanto riguarda l'alert system non fa parte del DUP, comunque non so se si possa considerare un fallimento visto che è appena cominciato, già il nome dice alert system, si possono dare altre informazioni, ma nei casi in cui è stato spiegato anche in conferenza stampa, nei comuni in cui si è ecceduto, diciamo così, nell'informazione, ha perso di significato perché poi non veniva colto, fra virgolette, l'allarme, per cui abbiamo preferito, come quando si fa il rodaggio di un'auto, non correre all'impazzata tutto il giorno. E la spesa, fra l'altro, se non ricordo male, a cui si riferisce lei, credo sia triennale, appunto, 15.000 no in un anno. Per quanto riguarda poi, per il bando regionale penso risponderà l'assessore Costa molto brevemente. Per quanto riguarda invece
l'allegato, vado a memoria, l'assessore mi dica se sbaglio, mi pare che questo sia un modello già prestabilito e i numeri a cui si riferisce lei sono quelli contenuti nel referto del controllo di gestione, non in questo documento. Grazie. Controllo di gestione. Ma questo è fissato è fissato dalla norma, se lei va in qualsiasi altro comune lo trova appunto. No, ho già capito il suo esempio, anche se lei pensa di no, io ho colto tutti e due gli esempi che lei ha detto, sia quello riferito alla segreteria del sindaco sia quello riferito all'edilizia, quindi non è che non abbia ascoltato. Sì, no, ma posso capire la sua passione per i numeri, però sa, a volte conta anche la qualità, non solo la quantità. È difficile descrivere, qui si parla anche di qualità del rapporto. Grazie. Sì, e prenota ancora il consigliere Posocco. Ma dai, c'era Costa. Per la richiesta, buonasera. Grazie. Sì, per la richiesta avanzata dal consigliere Posocco io posso dire che abbiamo partecipato a un bando dove facendo una richiesta di 200.000 euro per la Carnielli e 200.000 euro per Forcal. Io ho letto 4-5 giorni dopo una dichiarazione dell'assessore all'ambiente e protezione civile anche, che diceva che le richieste sono state molte e mi propongo, ha detto, di riproporre per l'anno prossimo la stessa voce, riproporre, e mi pare che la cifra a disposizione fosse 1 milione. Personalmente io mi auguro, abbiamo fatto questa richiesta, vediamo quale sarà il quantum della risposta. Personalmente io mi auguro che non sia un po' come quelle delibere o quei bandi di partecipazione per la ristrutturazione di impianti sportivi o quant'altro, che normalmente ci sono cifre tra dei 400 e 500 mila euro, però c'è una fila di 100 e XY richieste, per cui alla fine mediamente le varie richieste venivano esaurite sulle 20.000 euro. Uno poteva chiedere il massimo 50, ecco, per cui chiaramente sono cifre che per una società che deve rifare l'impianto elettrico, agli spogliatoi, vanno benissimo quelle cifre, però qua stiamo parlando di cifre abbastanza consistenti, quindi non sappiamo quanto ci verrà dato. È chiaro che sono finalizzate alla bonifica della Carnielli, è sempre meglio mettere le mani avanti piuttosto che trovarci spiazzati e non essere imputati dopo, accusati di dire guardate c'era un bando, non avete partecipato perché avete già tanti soldi, quindi abbiamo ritenuto intanto di partecipare. Vediamo i risultati, ovviamente che la bonifica è a carico, come è previsto nell'attuale PIROEA, l'acquirente, quindi noi sulla bonifica oggi rispetto al PIROEA è stato fatto quell'atto di indirizzo del Consiglio Comunale e vedremo gli sviluppi. Ecco, io mi permetto, come assessore all'ambiente, di dire solamente e ribadire quello che già vado dicendo da tempo, che la bonifica riguarda cromo e amianto. Il mio personale convincimento, dopo aver letto e riletto anche certi verbali del 2008 e ante, e anche uno studio dell'Università di Padova del 1995 fatto sul cromo, sulla situazione del Carnielli, no? Dove dicono che il tempo sarà quello che giudicherà. Io personalmente ritengo che dobbiamo dedicare molta e tanta attenzione all'amianto. Come tutti e due sono due bestie nere, però per me la priorità, dopo aver letto pareri anche di esperti, quindi non Costa Giuseppe, ma un chimico, un geologo, un biologo, ecco, che abbiamo sentito in pubbliche riunioni negli anni scorsi anche, verbali, ripeto, del 2008, che il problema sia quello dell'amianto. E questa è una mia considerazione personale. Grazie. Grazie, assessore Costa. Consigliere Posocco, prego.
Sì, grazie. Signor Sindaco, lungi da me far critiche così a caso, però quel sistema lì, se può, come dire, parlare con chi ci offre quel servizio, è giusto quello che dice, non far troppi avvisi perché altrimenti viene sprecato come servizio. Però da dicembre ad oggi dovrebbe essere arrivato un avviso per non andare in montagna, che c'è il pericolo di valanghe, ok? Poi abbiamo avuto a Formeniga, sono venute giù le strade da un temporale e non è arrivato nessun messaggio per dirle a giugno. Qua magari il consigliere Maset può confermare. E poi per le manifestazioni che abbiamo avuto del centenario, magari un messaggino dire le strade sono chiuse da ora a ora poteva essere, ecco, anche utile per la cittadinanza, tutto qua. Per questo era lo scopo, il mio invito a dire magari cerchiamo di far meglio. Ecco, grazie. Grazie consigliere. Vedo che non ci sono altri interventi, non è vero. Consigliere, attenda un attimo, vedo che la precedenza automatica dà ragione al consigliere Carnelos. Prego. Sì, buonasera a tutti presenti e chi ascolta per i mezzi di comunicazione. Io ho guardato e letto il documento e mi sono fermato proprio ai numeri, al di là degli aspetti discorsivi, e credo che il succo della questione, il punto centrale, sia proprio l'equilibrio di bilancio, il fatto che il Comune di Vittorio Veneto è un comune amministrato oculatamente, che non ha debiti fuori bilancio, che nonostante le notorie ristrettezze economiche di tutti gli enti locali, l'amministrazione è riuscita a mantenere questi equilibri. Non è una cosa scontata. Sappiamo, quando si legge sui giornali, di comuni dissestati, comuni in difficoltà, comuni che piangono il morto. Vittorio Veneto, per fortuna, la schiena dritta, e l'ha sempre avuta dritta, e mantiene questa caratteristica, nonostante le difficoltà. Vedete, io sono stato attento a quelli che sono i numeri, e se ci sono stati i tempi in cui, me lo permette credo il consigliere Fasan, c'era la possibilità di pizzette e cotillon, oggi questi sono i tempi in cui non è più possibile. E se l'equilibrio di bilancio si riesce, l'amministrazione è riuscita a mantenerla, io credo che sia un motivo di orgoglio che inorgoglisce tutti i consiglieri comunali, a prescindere dalla loro collocazione. Anche perché, vedete, ci sono delle cose nei numeri che si capiscono. Si legge molto spesso sui giornali che certe amministrazioni evidentemente hanno amministratori poco oculati, e allora ci si trova a spese di rappresentanza, viaggi di qua, viaggi di là, viaggi di su, viaggi di giù. E consentitemi, in questo, come si può dire, in questo sprazzo finale di questa consigliatura, rendere merito a chi è riuscito a tirare la carretta senza avere quei capitoli che vi dicevo, ben pingui. E credo che vada onore al merito, a prescindere dal merito poi delle critiche che si possono fare, per carità, fa parte del gioco delle parti. Ma di fronte, non lo so, al fatto che abbiamo amministratori che si pagano i viaggi per illustrare Vittorio Veneto a Londra, credo sia una buona cosa. Se abbiamo un'amministrazione che in un tempo in cui prevale la propaganda
e ogni amministrazione si dota dei libretti di propaganda da mandare in tutte le case in cui si fanno cose platinate per mostrare cosa si fa. Qui no, la sobrietà non troverete, eppure c'è equilibrio di bilancio, non li troverete quei giornalucoli che sappiamo che servono solo per fare e autocelebrarsi, non li troverete. È vero, forse questo non è utile elettoralmente, nel tempo in cui è importante apparire piuttosto che essere, forse questo potrebbe essere considerato negativo. Invece credo che almeno sotto questo aspetto, se tante critiche che possono essere accettate almeno sotto questo aspetto, io credo che vada, come si può dire, tanto di cappello. E vedete, mi è capitato tante volte di andare in certe manifestazioni e c'è, come si può dire, rinfreschi a destra manca. E quelli contano elettoralmente. A dire la verità, sotto questo profilo, leggendo i documenti e ovviamente i conti, l'amministrazione su questo è stata parca per far quadrare gli equilibri. E credo sia opportuno darne atto. Ripeto, forse questo può essere oggi considerato, come si può dire, la sobrietà non è di questo mondo, meglio sperperare e autoadularsi, che questo ti è utile elettoralmente. Io sono invece ancien regime, vecchio stampo, e penso che si debba amministrare una pubblica amministrazione, qualsiasi ente pubblico, in questo caso il comune, come fa il buon padre di famiglia, e come se quei fondi fossero nostri e noi, i nostri soldi, siamo parsimoniosi su quello. Credo, dai dati, che lo sia stata anche l'amministrazione. A prescindere poi dal merito, torno a dire, possiamo scontrarci, potremmo dire sì, era meglio far questo che quell'altro, ma di non aver sperperato in, come si può dire, in voluttà a questa amministrazione va dato atto. Grazie. Grazie, consigliere. Carnelos, la parola al consigliere Sant'Antonio. Volevo replicare al sindaco. Il mio intervento stava nei termini di dare dei suggerimenti in termini propositivi a un documento che deve essere fruito da tutti i consiglieri. Pertanto invito il sindaco, quando un consigliere, specie di minoranza, tenta di dare dei suggerimenti rispetto a chi sta zitto, di qualche volta anche accettarli positivamente, e secondo me andrebbe tutto a suo vantaggio. Grazie. Grazie consigliere della precisazione. Consigliere Fasan. Sì, grazie Presidente. Allora, devo per forza rispondere a Carnelos. Non ho capito il suo intervento riguardante lo stato di attuazione dei programmi di documento unico di programmazione, perché questo è l'argomento. Lui ha detto che questa amministrazione non ha chiesto rimborsi, in 20 anni non ho mai chiesto una lira di rimborso, anche se non faccio parte di questa maggioranza. Penso che per un'amministrazione positiva domandare rimborsi non funziona così. Volevo dire, va bene, basta così, dai. Grazie, consigliere Fasan. Un chiarimento da parte dell'assessore Napoli, prego. Sì, solo due rapidissimo inciso. Ecco, rispetto alle
suggerimenti, stimoli, diciamo, no, dei consiglieri di minoranza, insomma, che io accolgo, non vedo un problema. Ricordo quanto detto dal segretario Spessotto la volta scorsa, no, nel suo indirizzo di saluto ai consiglieri, quando ricordò la quantità di interventi e di sotto forma di direttive, di cambiamenti organizzativi all'interno della macchina amministrativa che sono stati funzionali al miglioramento poi dei servizi complessivi, perché noi siamo attenti al risultato finale, no? Ma il risultato finale di un servizio, di una pratica, di una procedura ha un suo percorso a monte che non è sempre semplice, perché il periodo che stiamo attraversando è un periodo difficile per le amministrazioni, per i comuni e anche per il nostro comune. Insomma, abbiamo carenza di personale, abbiamo difficoltà a reperire personale perché vuol dire, le graduatorie si sono esaurite, bisogna attivare concorsi, ci sono dei problemi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo è un elemento importante che spesso viene trascurato perché, insomma, fa notizia ciò che si vede. Queste sono cose interne all'amministrazione che non si vedono, ma vi assicuro che sono estremamente importanti e anche sono molto impegnative per noi amministratori, sono molto impegnative per il personale, per l'organizzazione, perché appunto stiamo vivendo un momento di difficoltà dove tutti sono chiamati a dare non il meglio di sé, ma anche qualcosa in più, molto spesso. Insomma, ecco, vi ringrazio. Grazie, Assessore Napoli. Bene, allora a questo punto, terminato il dibattito, metterei in votazione il punto numero 4, ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri di bilancio esercizio finanziario 2018. E quindi metto in votazione favorevoli, 9 favorevoli, contrari, 5 contrari, nessuno astenuto, 9, 5, 14. Metto in votazione l'immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, medesimo risultato. Possiamo passare, dando la parola all'assessore Turchetto, al programma triennale opere pubbliche 2018-2020 ed elenco annuale 2018, prima variazione, approvazione. Prego. Sì, grazie. Allora io brevemente passerei solo alle voci che sono state oggetto di variazione, visto che appunto l'oggetto della delibera è la prima variazione. Allora, il primo intervento che è variato sono gli interventi di manutenzione della viabilità esistente, sono le asfaltature. L'abbiamo incrementato portandolo a 300.000 euro. Finanziato, è cambiato anche le modalità di finanziamento. Questo intervento è finanziato interamente con fondi nostri di bilancio. E il secondo intervento che si è modificato è quello di riordino, riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità urbana anno 2018 per un importo di 160.000 euro, anche questo finanziato integralmente con fondi propri dell'ente. Abbiamo leggermente abbassato l'importo, ma in precedenza era finanziato con alienazioni, quindi c'era un finanziamento sostanzialmente virtuale. Questo invece è un finanziamento reale, quindi sono lavori che potranno essere realizzati. Abbiamo inoltre incrementato l'importo della pista ciclabile che collegherà Vittorio Veneto a Revine, quindi il lavoro indicato con numero 6 del 2018, portandolo a 250.000 euro, di cui 100.000 euro sono a carico del BIM Piave. E poi abbiamo inserito una nuova opera che riguarda la riqualificazione delle piscine comunali per un importo di 230.000 euro, anche questo finanziato con fondi propri di bilancio. Inoltre nel 2019 è stata aggiunta all'opera pubblica verifica sismica e riqualificazione energetica dell'asilo nido per un importo complessivo di 400.000 euro, finanziata per 280.000 euro con fondi vincolati, fondi regionali, e 120.000 euro con fondi nostri propri di bilancio. In sintesi queste sono le modifiche e le variazioni. Grazie.
Grazie. No, la Paravicini rientra nel bilancio perché non fa parte di questa delibera, perché è nell'annualità precedente. Questa è dal 18, 19 20, il programma triennale, quindi quella rientra come fonte di finanziamento nella vecchia è stato incrementato il lavoro, ma lo vediamo col bilancio, con la delibera successiva, insomma, sì. Ok, grazie Assessore Turchetto, e quindi è aperto il dibattito, la parola ai consiglieri. Consigliere Fasan, prego, a lei la parola. L'assessore Turchetto, ho visto che avete aumentato di 100.000 euro per le asfaltature e la cosa va bene. Poi parliamo di annualità 2018, realizzazione nuovo campo di rugby, 50.000 quest'anno, 4,50 il prossimo anno. È stata trovata l'area per fare il campo di rugby. Poi è aumentata da 150.000 a 250.000 la pista ciclabile La Piave. Come mai questo aumento? Probabilmente il primo progetto era insufficiente, può essere, non so. E poi sono stati tolti 90.000 euro da 2,60, vediamo qui, da 2,50 a 160. Vorrei sapere per favore quali progetti sono stati tagliati. E poi va bene, intanto basta così per il momento, poi sentiamo le risposte. Grazie, consigliere Fasan. Se non ci sono, consigliere Sant'Antonio, no aspetti, andiamo nell'ordine. Consigliere Posocco, nell'ordine. Ok, Prego. grazie. Allora, sì, nella delibera effettivamente si parla della Paravicini, come diceva il collega Carnelos, con un incremento di 210.000 euro ai 420.000 e si parla di adeguamento sismico, e questo penso siano stati messi per partecipare al bando di gara regionale, giusto? E su questo cioè ci sono i 420.000, già ne avete messi 210 per poter partecipare al bando di gara, questa è la mia domanda. Al di là delle osservazioni fatte dal collega Fasan, anch'io sono curioso di quei 250.000 euro per la pista ciclabile La Piave, perché erano previsti 150, ne abbiamo messi 2,50, se è cambiato qualcosa adesso o se erano troppo pochi quelli che avevamo messo prima, visto che anche questo dovrebbe essere un intervento cofinanziato con BIM. Ecco, dopodiché sono andato a vedermi, diciamo, il cosiddetto elenco dei lavori in economia e volevo dei chiarimenti su questo, su alcuni aspetti. Allora, qua vengono indicati 60.000 euro per la manutenzione facciata uffici comunali e condominio quadrilatero. Allora, nel piano opere pubbliche precedenti erano stati messi in bilancio in due tranche, prima 79.000 euro se non ricordo male, poi 39.000 per questo intervento. Il primo intervento è stato messo a gara e con un ribasso d'asta, se non ricordo male, del 23%, è stato già eseguito, e quindi abbiamo speso, al posto dei 79.000 euro previsti, mi sembra di ricordare circa 60.000 euro, quindi abbiamo avuto appunto un ribasso. Rimanevano questi 39.000 euro che entrano nel programma opere pubbliche 2018-2020. Allora, ne ho visti 60, chiedevo perché di questa differenza. Mi interessava anche il discorso delle manutenzioni della sede municipale, so che c'era stata la grandine, avevamo già speso 7.000 euro per questo, volevo sapere quali erano gli altri interventi. Mi interessa molto i 40.000 euro di riqualificazione di Piazza Fiume, perché tra l'altro per i cittadini di San Giacomo Piazza Fiume sta diventando
veramente caotica, c'è un caos incredibile. So che sono stati previsti dei parcheggi vicino alla chiesa, però sì, c'è da prendere per mano quella situazione là a San Giacomo, perché è veramente caotica e pericolosa. Mi collego per gli interventi su Piazza Duomo. Al di là della piazza, Assessore sa benissimo che i residenti chiedono altre 3 cose. Innanzitutto un carico e scarico davanti alle attività commerciali, che lei mi ha detto si fanno, ma io continuo a ripeterlo finché non si fanno. Il discorso del parcheggio per disabili in Duomo, che non ce n'è uno, per legge è stato fatto adesso, allora mi scuso, ok. Ok, scusate. E poi il discorso del mercato, se si può pensare a una certa sistemazione dell'area, perché col mercato del mercoledì è anche lì un po' un caos. Sulla manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, i 75.000 euro, volevo capire se è manutenzione ordinaria o straordinaria, perché per manutenzione ordinaria ne abbiamo già spesi 33.000 solo quest'anno e ne abbiamo già spesi 11.000 per manutenzione straordinaria, quindi dei 75 previsti siamo già a 44 se fosse così, quindi ne rimangono pochi. Volevo capire in 3 anni, poi va bene, si rifinanziano eccetera eccetera. Stessa cosa per i cimiteri, 70.000 euro previsti, ne abbiamo già spesi 42.000 quest'anno ad oggi. E poi c'è la manutenzione straordinaria di fontane storiche cittadine e mi interesserebbe 80.000 euro, anche qua merita un capitolo a parte. Abbiamo già speso circa 7.000 euro per la fontana degli Arditi, per la penso fase di progetto, di ristrutturazione, più altri 1.300 penso per la pulizia, e anche qua mi interessava sapere come va avanti la storia. Grazie. Grazie consigliere, ora è il turno del consigliere Sant'Antonio. Sì. Io volevo chiedere, confrontando il programma triennale opere pubbliche fatto col bilancio preventivo di marzo, quindi 3-4 mesi fa, si vede che l'impegno di spesa per la prima annualità, cioè del 2018, sono circa 800.000 euro. Ora sono diventati l'impegno di spesa 1,2 milioni, quindi più 400.000 euro. Volevo un attimo capire da dove si sono liberati questi soldi, questo nuovo impegno di spesa, e sì, da che capitoli, da che voci di spesa sono stati ricavati. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Maset, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io volevo solo fare tre domande, sono sulla scheda numero 3. E volevo chiedere riguardo la realizzazione del nuovo campo di rugby. Per l'amministrazione è una priorità dare questo campo di rugby ai nostri ragazzi, visto anche appunto da quello che so del crescente interesse che c'è per questo sport qua anche nella nostra città. Chiedo se è una priorità. Mi sembrava in realtà di ricordare da qualche consiglio comunale fa che era proprio una priorità di questa amministrazione. Lo chiedo perché nell'indicazione appunto sulla scheda 3 delle priorità vedo che la realizzazione del nuovo campo di rugby è indicato in base all'articolo 128,3 del decreto legislativo 163 del 2006 con il numero 3. Il numero 3 significa una minima priorità, quindi leggendo le carte io capisco che il campo di rugby non è una priorità, visto che 1 è la massima priorità, 2 è una priorità intermedia, 3 non è priorità. Quindi volevo appunto avere conferma da questa amministrazione che il nuovo campo da rugby non è una priorità, perché così sta scritto. Poi la seconda domanda riguarda invece i lavori di riqualificazione energetica e funzionale eccetera degli impianti di illuminazione dei cimiteri. Credo siano stati iniziati e terminati, perché vedo che sulla stima c'è il trimestre di inizio, il secondo, il quarto, o che sono in fase di realizzazione, insomma, in fase di
e se veniva interessato da questa riqualificazione anche il cimitero di Formeniga. Ecco, per quanto riguarda la terza domanda, riguardava invece l'inserimento dell'intervento di riqualificazione delle piscine comunali. Ecco, volevo solo chiedere, anche così indicativamente, come intendeva procedere l'amministrazione, e in questo caso condivido la necessità di intervento per quanto riguarda la riqualificazione delle nostre piscine, che sono ormai così, stanno diventando, esatto, per tante ragioni, diciamo così, obsolete, o comunque veramente da sistemare, anche perché hanno sempre dato un ottimo, eccellente motivo di aggregazione per la nostra città, e quindi è interessante. Vedo che non è stato in questo caso messo la stima così dei tempi di esecuzione, ma si è appena inserito, però volevo un ragionamento anche su questo punto. Ecco, grazie. Grazie, consigliere Maset. Ecco, a questo punto io direi di andare con le risposte, giustamente. Sì, e allora brevemente, per quanto riguarda Campo d'Aregui, magari risponde poi l'assessore Costa, che ha seguito meglio di me la vicenda. Cerco di rispondere allora al consigliere Fasan. Tolti un po' di risorse dalla messa in sicurezza, riqualificazione e messa in sicurezza delle strade, in realtà no, perché siccome era, come ho detto prima, finanziato in maniera virtuale, adesso invece è finanziato in maniera reale quel progetto, quindi questi 160.000 sono veri e possiamo andare a realizzare i lavori effettivamente, quindi non abbiamo sostanzialmente tolto nulla. La pista ciclabile, è aumentato l'importo, quella pista ciclabile che va a Revine, perché diciamo prudenzialmente abbiamo ritenuto che di poter intervenire dalla piazza di Longhere fino, inizialmente si pensava solo il tratto di collegamento, diciamo, invece abbiamo messo le risorse per poter intervenire dalla piazza da Longhere, diciamo, dalla zona incrocio fronte Chiesa fino al confine comunale, quindi abbiamo inserito fare un lavoro migliore e completo, per così dire, ecco. Passando al consigliere Posocco, facciata del municipio, piazza Fiume eccetera, cioè questi importi che lei vede non sono quelli scorporati già dai lavori già fatti, sono comunque gli importi annuali, insomma, quindi non quelli dei lavori in economia, quindi l'importo che c'era è rimasto, anche se i lavori li abbiamo fatti, ma rimane, quindi facciata del municipio comunque si è costata circa 60.000 euro, quindi l'importo è corretto. No, mi pare che era indicata 60.000 euro, anche nell'altra scheda. Beh, vabbè, andrò a vedere un attimo, ma comunque è costata 60.000 euro, non è che sono spariti. Quello è l'importo che è previsto per la facciata del municipio. Piazza Fiume, sì, adesso abbiamo completato l'accordo con la parrocchia di San Giacomo, che era proprietaria, e quindi adesso possiamo procedere con anche continuare quello che abbiamo già iniziato, continuare i lavori, quindi certamente va riordinata quella piazza San Giacomo. Abbiamo partecipato al bando regionale per la Paravicini, quindi rispondo anche a questa domanda. Le fontane, avevamo già risposto lo scorso Consiglio Comunale, e i lavori dovrebbero partire quest'estate. Avevo già risposto al Consigliere Sant'Antonio, mi pare, lo scorso Consiglio Comunale, quindi ribadisco quello che è già stato detto. È aumentato, il consigliere Sant'Antonio, è aumentato l'importo, sì, perché come ho detto prima, sono cambiate alcune fonti di finanziamento, perché abbiamo avuto dall'assicurazione, per quanto riguarda i danni della grandine, abbiamo avuto riconosciuti
circa 500.000 euro in più rispetto a quelli che avevamo già messo a bilancio, quindi è aumentata sono aumentate insomma, le entrate che possiamo appunto utilizzare per investimenti e opere pubbliche, quindi questa è la motivazione per cui c'è stato questo aumento. E consigliere Maset, la priorità del campo da rugby, risponderà poi sull'ubicazione. Comunque certamente le priorità, la messa in sicurezza eccetera eccetera hanno priorità maggiori insomma, rispetto alla realizzazione di una cosa sicuramente importante come il campo da rugby, ma che non ha la stessa priorità delle scuole o di altri interventi. Le piscine comunali, anche su questo se vuole rispondere l'assessore Costa, perché riguarda comunque un impianto sportivo, è una questione che ha seguito lui, comunque appunto assolutamente necessitano di alcuni lavori che riguardano la coibentazione, le vetrate, alcuni lavori esterni e anche l'impiantistica che è un po' obsoleta, insomma, per cui abbiamo deciso di mettere un importo che ha una certa consistenza e l'abbiamo inserito nel piano opere pubbliche. Grazie. Assessore Costa. Sì, chiudo sulle piscine, sono effettivamente, sì, condivido pienamente il giudizio negativo, cioè il giudizio realistico sul fatto che siano obsolete e hanno 50 anni esatti, volevo ricordare, e abbiamo fatto una visita una decina di giorni fa. Posso dire, da come sono tenute, hanno 50 anni però non li dimostra, perché sono tenute veramente bene. Purtroppo ci sono parecchie mancanze dovute a problemi di assestamento, di serramenti, di piastre esterne che sono un po' sbalestrate, ecco. Per cui volevo ricordare che quei 230.000 euro sono disponibili e sono spendibili, anzi mi sembra aver capito che devono essere proprio cantierabili entro quest'anno. Ecco. Questo, per quanto riguarda il rugby, già non più 5-6 mesi fa ho già illustrato qua in questa sede le varie ipotesi. Noi siamo fiduciosi che entro la fine dell'anno, nell'ultimo trimestre, negli ultimi mesi, qualcosa si possa realizzare, poter arrivare a individuare meglio l'area. La riteniamo anche noi una priorità perché questa è un'attività, c'è una società molto dinamica e propositiva, una società con numeri molto forti, molto significativi, però purtroppo anche quest'anno dovrà ancora convivere con gli atleti, quindi sarà in pista di atletica. Sono tanti e stanno sempre crescendo, controprova ne è che una parte va al seminario a fare l'attività 2 o 3 giorni alla settimana in seminario, quindi è un fenomeno che noi teniamo sotto controllo e che cerchiamo di venire incontro il più possibile. Il fatto rispetto alle 500.000 euro abbiamo indicato 50 quest'anno e 4,50 l'anno prossimo. La nostra fiducia è che i 50 siano lì disponibili almeno per poter presentare, pagare diciamo progettisti che possano già entro quest'anno almeno disegnare e presentare dei progetti, però una volta individuata l'area, e che questo avverrà verso fine l'anno. Comunque il rugby, anche per il rugby siamo sempre in campana, ecco, siamo sempre in palla. Grazie. Grazie, Assessore Costa. Ecco, se ci sono altri chiarimenti, oltre a questi abbastanza esaustivi, devo dire. Consigliere Posocco, a lei la parola. Assessore, io la ringrazio. Le do un consiglio, magari, anche, non è compito, cioè lei è assessore alle opere pubbliche e collega Napoli al bilancio, ma un'occhiatina ogni tanto alle delibere di spesa è meglio buttarcela, ecco, perché sì, io sugli interventi in economia sono andato a vedermi le spese, effettivamente come dire, la facciata del condominio Quadrilatero a me risultava che fossero 118.000 euro la spesa, di cui
una parte nel bilancio opere pubbliche 2017-19 e una nel 2018-2020. E poi ripeto, tutti questi interventi vari, manutenzione di cimiteri, pubblica illuminazione eccetera, in cui spendiamo parecchio ogni anno per manutenzione ordinaria e per manutenzione straordinaria. Quindi io quello che le chiedevo era se questi sono per la manutenzione straordinaria o per la classica manutenzione ordinaria, perché altrimenti secondo me in un piano di 3 anni sono pochi, ecco, perché spendiamo 70-80 mila euro l'anno per i spendiamo 70.000 euro per la manutenzione dei cimiteri ogni anno, quindi per la pubblica illuminazione spendiamo, sono soldi che vanno via, quindi è per quello che faceva questa domanda. E di là le fontane storiche dei cittadine, sì, sapevo delle fontane Arditi, qua ci sono 80.000 euro, era una domanda, non ricordo io per l'amor di Dio, però volevo capire dove li spendiamo questi 80.000 euro, ne abbiamo già spesi per la fontana di Arditi, per la progettazione, quanto ci costa non mi ricordo e quali sono le altre fontane, era questo il senso della mia domanda. Se mi può rispondere la ringrazio. Grazie. La parola al consigliere Fasan. Grazie Presidente. Parliamo di piste ciclabili. Vedo con piacere che è stato incrementato la spesa per la ciclovia La Piave a 250.000 e vedo che nel 2019 e nel 2020 sono altri 250.000 più 250.000 per il percorso ciclopedonale Vittorio Veneto con Umberto. Noi abbiamo la fortuna di far parte, anzi è una fortuna cercata perché qualcuno della precedente amministrazione, della precedente comunità montana si è impegnato di pensare nella ciclovia dell'amicizia che passa attraverso Vittorio Veneto e non vedo nemmeno un euro da in cima a Fadalto fino a Porta Cadore per le piste ciclabili. Sono 11 chilometri di strade cittadine che aspettano finanziamenti anche banali come la chiusura delle buche di via Basso Fadalto e nessuno provvede mai, malgrado i miei interventi in Consiglio Comunale. La domanda è: la Valle Pesina fa ancora parte del Comune di Vittorio Veneto oppure deve cercarsi fondi propri? Perché mi sembra che la Valle Pesina è già in se stessa un progetto turistico. Le faccio un esempio: abbiamo 3 laghi. C'è un'associazione che gestisce 250 soci pescatori. Le faccio un altro esempio: il lago di Garda ha 2 milioni di presenze di pescatori all'anno. No? Perché non pensiamo di fare qualche attività sportiva anche in Valle Pesina riguardante la pesca? Abbiamo la palestra di roccia, abbiamo le piste di mountain bike, abbiamo un sacco di cose, non un euro per la Valle Pesina per il turismo. E sì che la Valle Pesina è il quartiere di Vittorio Veneto più in difficoltà, non c'è alcuna manutenzione delle strade, non c'è lo sfalcio. Mi sembra che in questi giorni è stato fatto lo sfalcio fino a Caloniche, però Basso Fadalto non sono nemmeno passati con la spazzatrice quest'anno e così via. Pertanto dico, va bene fare le piste ciclabili fino a Revine, ma gli austriaci, i tedeschi che arrivano a Vittorio, per favore portiamoli a Vittorio a consumare. No, tutti 50.000, 50 dicono, le cifre dicono, ci sono 50.000 tedeschi che arrivano attraverso la via Regia. Cosa ha fatto questa amministrazione per l'accoglienza e per sistemare le piste ciclabili della Valle Pesina? Sono caduti anche degli incidenti perché qualche ciclista si è capotato sulla strada di Basso Fadalto, almeno 2 portati in ospedale. E ho fatto parecchie volte le osservazioni che almeno 4 badilate, diciamo così, di stabilizzato, qualcosa per sistemare. Niente, vabbè. Ho capito che la priorità è arrivare a Colle Umberto e arrivare a Revine. Valle Pesina, piste ciclabili, 0. Grazie. Grazie. Consigliere Fasan. Inviterei a questo punto, visto che non ci sono più interventi, alle ultime precisazioni l'assessore Turchetto.
Diciamo, la pista ciclabile che va verso le Vine è in Valle Appesina, nel quartiere Valle Appesina, quindi non vedo proprio il problema. Cioè, gli unici investimenti che facciamo in questo settore li facciamo in Valle Appesina, quindi, ma prima di arrivare là è nel quartiere della Valle Appesina, quindi non so più di così, francamente, non ho capito l'intervento. Comunque, cosa facciamo per il cicloturismo, eccetera? Beh, per esempio, la città è stata l'anno scorso e sarà anche quest'anno tappa della Rad Race con 500 cicloturisti che sono venuti qui e abbiamo organizzato la tappa a Vittorio Veneto con un grande risalto sui social network, eccetera, di grande pubblicità, ritorno pubblicitario della nostra città all'interno della ciclovia dell'amicizia. Siamo andati a Monaco di Baviera a promuovere la nostra città assieme a Conegliano, a altri centri della nostra provincia, ma c'eravamo anche noi e abbiamo promosso appunto la nostra città proprio per fare attività di promozione e di valorizzazione della nostra città. La pista ciclabile è quella che andrà verso le Vine e poi proseguirà lungo la vallata, è una alternativa per rendere ancora più allettante il tema delle piste ciclabili proprio con Perno, Centro e Cerniera nella nostra città. Quindi io credo che si stia facendo in realtà molto da questo punto di vista e i risultati anche ci sono. Per quanto riguarda le fontane, sì, quell'importo è onnicomprensivo di tutto, quindi pulizia, progettazione, che è anche onerosa, ovviamente lavori della Fontana degli Arditi, e poi siccome è un importo onnicomprensivo e anche stimato in via approssimativa, vedremo se riusciremo anche, cioè lo utilizzeremo anche per altri lavori di manutenzione, sempre per quanto riguarda tutte le fontane cittadine, insomma. Beh, mi ero dimenticato prima del discorso della Piazza Duomo, anche sua domanda, la sistemazione del mercato. Noi in realtà abbiamo fatto un bel progetto di ristrutturazione della piazza che la rendeva appunto polivalente, cioè utilizzata per vari scopi, tra cui anche proprio quello del mercato. Avevamo previsto una disposizione diciamo ovale con un percorso pedonale che girava attorno alle varie bancarelle, per cui la sistemazione definitiva anche del mercato, dei mercatini, delle attività che si possono fare in piazza ricadrebbe proprio nella realizzazione dei lavori di ristrutturazione della piazza stessa. Insomma, io credo che sia un progetto equilibrato, francamente, non tanto costoso, e che tiene assieme appunto tanti obiettivi, tanti scopi. Ecco. Grazie. Contemporaneamente a quando ho preso la parola si era prenotato il consigliere Carneros. Sì, dunque volevo trarre così il succo di questa discussione del punto all'ordine del giorno. Credo che anche dagli interventi sia emersa, come si può dire, lo stupore dell'opposizione di fronte al fatto che nei capitoli di bilancio si è riusciti a trovare soldi veri. E è un dato, credo, importante, però non sufficiente. Mi spiego. Aspetta ancora. Quei soldi, e qui mi viene in mente tante volte di fronte agli alti lai dell'assessore al bilancio, che è sempre il timore, dico sempre che qualche sant provvede sempre nelle pubbliche amministrazioni, ma questo carica di maggiori responsabilità chi menestra. Nel senso che, vedete, quei progetti, quei soldi indicati proprio in opere pubbliche, che peraltro hanno avuto anche, in alcuni casi, il plauso di consiglieri dell'opposizione, sono una responsabilità perché impongono davvero un impegno da tagliare le vene da parte di coloro che sono ovviamente deputati a far diventare quei capitoli e quelle somme di soldi veri realtà concrete. Qui, non so, ho i capelli bianchi e mi sentirei
di dare, come si può dire, in questo momento che è, come si può dire, l'anticipo del tramonto della consigliatura, un consiglio. Perché il rischio è, almeno dalla mia esperienza, è che nel momento in cui si comincia a rodare, nel momento in cui si hanno anche le disponibilità finanziarie, si corre il rischio che i frutti siano raccolti da altri. È vero, noi siamo altruisti, ma credo che se finora vi è stato impegno, io, ma credo anche di tutti i consiglieri di maggioranza, vi viene chiesto il quadruplo. Perché il rischio è, ascoltatemi, il rischio è che ad un certo punto, quando ripeto c'è il tramonto, nei fascicoli, l'ho detto a qualcuno, cominci a essere indicato la parola PA, che non vuol dire pubblica amministrazione come normalmente è in diritto amministrativo, ma PA vuol dire prossima amministrazione. Il pericolo è che ci si assesti e che poi, come avete presente gli alberi della cuccagna, che adesso sono pieni, perché avete visto ci sono 130 milioni per le piscine, ci sono i 50.000 per il rugby, ci sono i 210 quello che è per la paravicini. Il problema è che dovete essere voi a scuotere quell'albero della cuccagna in modo che le cuccagne cadano adesso e nel breve arco di tempo che ci resta. Non è facile, sapete? Non è facile. Vi viene richiesto un'attività di quelle ciclopiche ed erculee. Per cui se a noi è apparso qualche volta un po' di, come si può dire, va là che va bene, ora è il momento di remare davvero. Perché, lo ripeto, siate voi e indirettamente noi, e la città ovviamente, a raccogliere quegli impegni, a raccogliere quei capitoli pieni di soldi, perché altrimenti, vi ho detto prima, si può correre il rischio, non so, forse sarò Cassandra o avrò, come si può dire, un po' di non fiducia, che non corriamo il rischio che l'albero della cuccagna lo scuota chi verrà dopo di noi, a prescindere dal fatto che saremo noi o meno. Ma siccome, e finisco, da un punto di vista amministrativo c'è, come si può dire, c'è anche la soddisfazione, ci dovrebbe essere anche la soddisfazione di chi faticosamente ha tirato la carretta, di vedere i risultati. Perché sapete, mentre le strutture comunali rimangono, i funzionari rimangono, con tutte le loro capacità, i loro capitoli, le loro cose, le loro scartoffie, gli amministratori di 5 anni in 5 anni, giustamente, se ne vanno. E siccome anche la vita amministrativa, la vita politica di ciascuno di noi non può essere fatta solamente di improperie e di vituperie, ecco, siete voi che dovete fare in modo che davvero quei 130 milioni diventino piscine, quei 50 milioni più 450 diventino il campo da rugby, e tutto il resto. Ricordatevi, ogni opera che pur finanziata non viene realizzata, per carità è sempre una cosa buona,
che lo raccoglierà la città la prossima volta, lo faranno gli altri, ma ripeto, la soddisfazione sarebbe anche che nel momento in cui si è lavorato, nel momento in cui si è cercato di dare al massimo almeno qualcosa, noi tramite voi riusciamo a raccogliere, altrimenti verrà detto o ciascuno di noi penserà davvero non vale la pena mettere talenti, tempo. No, ho già detto che comunque ad un'amministrazione ne sei un'altra. No, sono serenissimo, più sereno di così. Okay. Mi pare che non vi sia né spirito polemico né nulla. Certamente c'è una cosa, ripeto, ad un'amministrazione ne segue l'altra, a prescindere dal fatto del colore o del non colore. Dove un sindaco dura 10 anni c'è una prima sindacatura di 5 anni e quella è, e poi ce n'è un'altra. E comunque i risultati è di 5 anni in 5 anni. Ecco, questo è il monito e, come si può dire, lo sprone che mi sentivo di dare. Spero venga raccolto, anche perché, e finisco davvero, se quando si inizia un'amministrazione è possibile dire, stiamo facendo nel prossimo, quando si arriva alla fine non si può più dire c'è un altro anno, un altro 2 anni. Abbiamo 8 mesi, 8 sono, ci piacerebbe, ripeto, raccogliere ad ogni capitolo dove ci sono i soldi la relativa opera pubblica. Grazie. Grazie. Consigliere Carnellos. Consigliere Maset, a lei la parola. Grazie Presidente. Io ringrazio il collega Carnellos perché col suo intervento mi ha dato modo di ricordare una cosa. Mi ha dato modo di ricordare una cosa molto importante. Anzi, a dire la verità, lui per 3 volte, il collega Carnellos, ha citato cifre di soldi messi a bilancio. Si è dimenticato, e io credo non si è dimenticato, ma lo ha fatto di proposito, si è dimenticato di ricordare che state stanziando 120.000 euro per l'asilo nido. Allora, cari signori, quei 120.000 euro là, no, che mi pare, no, non vorrei sbagliarmi, ma ci sono appunto, sono 120, sono 100, ma ci sono dei soldi che vengono stanziati per l'asilo nido. Allora, il succo del ragionamento è questo: se vengono stanziati dei soldi per l'asilo nido, è merito di questa minoranza, è merito di una grossa parte di cittadinanza che si è mobilitata, perché fosse stato per voi, l'asilo nido adesso sarebbe finito nelle mani disgraziate di qualcuno e chissà il prossimo anno scolastico cosa ne avrebbe fatto dell'asilo nido. Ecco, quindi lei, collega Carnellos, cita sempre tante belle cose, ma omette volontariamente di citare quelle che, scusi, anche quelle che sono importanti. E questa per me è, e credo per noi della minoranza, è una cosa molto molto importante, perché con l'asilo nido dalla proprietà della città di Vittorio Veneto se ne andavano anche altri beni e servizi che il grande dotto, il grande sapiente aveva già così ragionato di metterci le mani e poi di fare qualcosa a sua immagine e somiglianza. Ecco, bene, quindi ha fatto bene a ricordare i soldi che vengono messi. Doveva per onestà intellettuale citare anche quelle là e dire questi li mettiamo grazie all'intervento della minoranza. Grazie. No, scusate, calma. No, se posso, la parola, una precisazione, consigliere Maset. La proprietà sarebbe rimasta del comune, che avrebbe dovuto mettere gli stessi soldi. La proposta era una gestione diversa, punto. Quindi nessun
la cosa reale è che quell'amministrazione mette 120.000 euro, punto. Perché l'amministrazione ha deciso, grazie alla minoranza, va bene? Vabbè, vuol dire, bene, sono con te, vuol dire che voterete il programma Opere Pubbliche, grazie. La parola al consigliere Criscuoli, prego. Buonasera. No, mi sento di appoggiare, sono d'accordo con quello che ha detto il consigliere Graziano Carnelos. Secondo me la cosa importante poi da tenere a mente è che ci deve essere sempre un disegno rispetto alla città. Quindi abbiamo dei soldi che avanzano, li mettiamo giustamente nelle piscine oppure nell'asilo nido, eccetera. La cosa importante appunto è che anche quando c'è l'albero della cuccagna poi non vengano spesi, non sto dicendo che lo facciate, no? Però sempre avere un'idea ben chiara di come vogliamo che Vittorio Veneto si trasformi, si aggiorni e sia una città di 30.000 abitanti del 2018, insomma. È solo un consiglio, ecco. Grazie. Grazie. Come si spegne? Consigliere, io le do brevemente la parola, però non prima di averle però ricordato che lei in questo intervento ha parlato per 9 minuti. Quindi, esatto, le do un minuto, la parola un minuto. Grazie. Il consigliere Maset non si può permettere di mettere in dubbio l'onestà intellettuale. Io non l'ho mai fatto di nessun consigliere, massimo rispetto. È indubbio che quando ho detto tutti i capitoli non mi potevano certo venire in mente tutti quanti, anche perché se ho fatto 9 minuti ad illustrarli tutti, come sono tanti, si arriva a dire, tazza, io non l'ho interrotta, maleducato. Consigliere Allora, Carnelosa, prego. Sì, finisco. E le replico che qualsiasi cosa avessimo voluto fare dell'asilo comunale, noi avevamo i numeri altro che minoranza. In realtà, come lei sa benissimo, perché ha partecipato alle commissioni e sapeva benissimo quali erano le posizioni dei consiglieri, che non sono e non hanno il cervello all'ammasso, nessuno di quelli che sta da questa parte, nessuno, e hanno tutti l'onestà intellettuale, come mi auguro, e non ho mai messo in dubbio di nessuno dell'opposizione. Se questo è il metodo, davvero, consigliere Maset, ha sbagliato numero, genere e caso. Okay. E di disonestà intellettuale lo dice a qualcun altro, capito? Grazie consiglieri, però vi invito a rimanere nei termini. Ecco, qui si tratta, io non voglio fare il saccente, però si tratta di un intervento di riqualificazione antisismica e riqualificazione energetica, quindi questi sono i fatti. Consigliere De Valier. Volevo solo fare una piccola nota appunto e leggervi il punto 7 del 2019. Come dice il Presidente, trattasi di verifica sismica e riqualificazione energetica dell'asilo nido, quindi non abbiamo mai parlato di gestione in questo momento. Ne parlavamo in passato perché, come riteniamo utile, l'immobile deve essere mantenuto, ma anche l'efficienza del servizio deve essere mantenuta nel tempo. Quindi noi abbiamo sempre lavorato per migliorare anche l'efficienza, oltre che l'edificio in quanto tale. In questo caso c'erano i fondi vincolati, c'era un'opportunità e abbiamo ben messo e ben volentieri altri 120.000 euro di fondi propri di bilancio cash per ottemperare alla riqualificazione energetica. Grazie. Grazie consigliere. Allora sono finiti gli interventi, quindi io metto in votazione il punto numero 5 all'ordine del giorno, non prima di aver dato la parola al consigliere Fasan per la dichiarazione di voto. Prego.
dopo l'intervento di Carnelos devo fare anche la mia dichiarazione di voto, che sarà sicuramente contraria. Ascoltare Graziano, che muoveva le mani 50.000 per di qua, 50.000 per di là, per quelli che non hanno questa cartina, voglio leggere i soldi che sono impegnati in quest'anno 2018, 300.000 per le sfaldature, e va bene, 50.000 per il rugby, 50.000 interventi di riordino, 100.000 ammodernamento per edifici scolastici, 2,47 che non sono soldi del comune ma sono soldi di un privato che fa le luci cimiteriali e poi le rivende, e 250.000 per la Piave e 2,30 per le piscine comunali. Stop, sono meno di 1 milione. Se ben ricordo, il piano opere pubbliche facevamo noi che erano dai 4 ai 5 milioni l'anno, non c'è da essere eccessivamente felici per i 50.000 per il campo di rugby, e lasciamo PA 4,50 il prossimo anno. Ammodernamento di edifici scolastici 100.000 PA il prossimo anno. Pertanto, Graziano, per favore, cerca, la tua onestà intellettuale è fuori dubbio, non sei forte in matematica. Ho scoperto questa sera che la matematica non è il tuo forte. Comunque voteremo senz'altro contro, grazie. Grazie. Quindi a questo punto... No, i fatti giusti mi ricordi. Ah, Madonna. A questo punto metto in votazione il punto numero 5 all'ordine del giorno, programma triennale opere pubbliche 2018-2020 ed elenco annuale 2018. Prima variazione, approvazione. Favorevoli? 9 favorevoli. Contrari? 5 contrari, nessuno astenuto. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? 9 favorevoli, 5 contrari, medesimo risultato. Passiamo a questo punto al punto numero 6 all'ordine del giorno, bilancio di previsione 2018-2020, assestamento generale con applicazione parziale dell'avanzo di amministrazione 2017. Assessore Napoli. Si è acceso? Arriva subito. Prego. Prego, Prego, Assessore. Questo è un provvedimento importante che racchiude tutte le variazioni che sono state fatte finora, ed è un riepilogo abbastanza sostanzioso come dati, però diciamo anche semplice nella sua lettura, perché insomma credo sia comprensibile a tutti. Ecco, per facilitare la comprensione e la lettura dei dati che così sono ricompresi in questo provvedimento, ecco, gli uffici, con un ultimo sforzo in questi giorni abbastanza calorosi o calienti, sono state preparate delle slide che servono a capire di cosa stiamo parlando, nel senso che questa variazione, cioè questo assestamento di bilancio, ricomprende tutte le variazioni in entrata e in uscita, nelle spese correnti e nelle spese in conto capitale, in maniera tale da tirare le somme e avere i dati reali, definitivi, delle disponibilità del bilancio. Ecco, io darei lettura, diciamo così, semplificando, andando all'osso, per capire le variazioni che sono state introdotte. Allora, esercizio 2018, parte corrente, variazione parte entrata, euro 3.000 aumento diritti di segreteria per contratti, euro 6.500 adeguamento contributo regionale per rete di ricovero, euro 6.000 adeguamento quota relativa a contravvenzioni di enti vari, euro 6.200 maggior contributo del BIM Livenza, euro 5.300 maggiore IVA per servizi comunali,
euro 17.000 riduzioni introiti vari dei musei, euro 5.700 riduzione proventi per la vendita di pubblicazioni a cura dell'amministrazione, euro 21.850 maggiori oneri di urbanizzazione destinati alla parte corrente. Poi abbiamo le maggiori spese, euro 30.000 aumento costo strutture per minori anche su mandato del Tribunale, euro 10.000 assistenza domiciliare, euro 5.000 manutenzione aree esterne scuole dell'infanzia, euro 11.500 maggiore spesa in ambito economico e turistico, euro 15.705 trasferimento a Sarno servizio rifiuti, euro 17.700 gestione tecnica teatro da ponte e euro 10.000 per manutenzione ordinaria, euro 20.000 manutenzione immobili comunali, euro 10.000 spese condominiali immobili comunali, euro 13.900 spesa adesione servizio Unipass di BIM Piave, euro 21.000 manutenzione patrimonio arboreo, euro 3.000 canoni archivi elettronici nazionali, euro 3.000 incarichi professionali ufficio patrimonio espropri, euro 4.500 manutenzione musei e biblioteche, euro 5.300 contributi per scuole materne non statali, euro 200.000 maggior accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità per maggiori accertamenti tributari di incerta esazione, euro 4.000 adeguamento spesa per interessi su mutui, minori spese, euro 122.300 spesa personale per diversa programmazione assunzioni, euro 7.700 forniture teatro da ponte, euro 3.000 rinvio al 2019 acquisto materiale tipografico e lettori AIRE, euro 3.000 vestiario operatori viabilità, euro 10.000 organizzazione eventi centenario Grande Guerra, euro 2.500 manutenzione impianto antincendio e antifurto musei e biblioteche, euro 2.000 progetti legalità e sicurezza educazione stradale, euro 10.000 manutenzione mezzi viabilità, euro 5.000 manifestazioni comunali, euro 2.575 manutenzione parchi e giardini, oltre ad altre poste di spesa compensate con operazioni di storni di bilancio. Poi abbiamo, sempre nell'esercizio 2018, abbiamo la variazione parte spesa, in conto capitale ovviamente in questo caso. 1. Adeguamenti agli stanziamenti di spesa secondo il programma triennale opere pubbliche 2018-2020 ed elenco annuale 2018, prima variazione. Euro 100.000 manutenzione e viabilità esistente, euro 100.000 interventi pista ciclabile La Piave e sviluppo cicloturismo, 210.000 ammodernamento edifici scolastici anno bilancio 2017, euro 230.000 riqualificazione piscine comunali, euro 90.000 intervento di riordino, riqualificazione e messa in sicurezza viabilità urbana. 2. Maggiori stanziamenti di spesa per le seguenti voci: euro 10.000 acquisti vari per beni, scuole ed istituti, euro 5.000 arredo urbano, euro 12.000 acquisto mobili, arredi ed attrezzature varie per uffici, euro 22.700 rimborso oneri di urbanizzazione, euro 11.050 incarico per completamento inventario contabilità economico patrimoniale, euro 155.450 lavori ed interventi vari. Variazione parte entrata, euro 300.000 minore entrata da alienazioni immobili, euro 178.150 maggiori oneri di urbanizzazione, euro 400.000 maggiore rimborso da assicurazioni per danni maltempo su immobili comunali, euro 38.050 entrata straordinaria per chiusura ATM servizi SRL, euro 450 avanzo di amministrazione 2017 parte libera.
Poi abbiamo gli esercizi 2019-2020 che sono collegati. Allora, euro 30.000, anni 2019-2020, recupero gettiti arretrati IMU. Euro 120.000, anno 2019, stanziamento per elezioni al Parlamento europeo. Euro 15.250, anno 2019, ed euro 7.750, anno 2020, contributi delle famiglie per rette di ricovero. Euro 120.000, anno 2019, entrate da alienazioni immobili comunali. Euro 280.000, contributo del MIUR per interventi, verifica sismica e riqualificazione energetica, asilo nido comunale. Parte di spesa, euro 17.250, anni 2019-2020, spesa personale, nuove ed eventuali assunzioni. Euro 120.000, anno 2019, elezioni del Parlamento europeo. Euro 20.000, anno 2019, incarichi per accertamento e riscossione tributi. Euro 50.000, anno 2019-2020, gestione associata dei servizi socio-assistenziali. Euro 10.000, anni 2019-2020, manutenzione mezzi viabilità. Euro 25.500, anno 2019, riduzione del fondo di riserva. Euro 400.000, lavori di verifica sismica e riqualificazione energetica dell'asilo comunale, oltre ad altre poste di spesa compensate con operazioni di storni di bilancio. Quindi l'assestamento di bilancio del 2018 si compone di queste cifre. Quindi maggiori entrate per un importo di 1.290.000, minori entrate per euro 351.200, minori spese 479.985, maggiori spese 1.418.785. Quindi il totale delle variazioni a pareggio sono 1.769.985. Avanzo di amministrazione 2017. L'avanzo di amministrazione, come da rendiconto di gestione 2017, delibera del Consiglio Comunale numero 17 del 27/4/2018, si compone delle seguenti cifre. Parte accantonata 2.443.119,78, parte vincolata 18.490,10, parte destinata ad investimenti 276.977,82, parte libera 712.105,38, per un totale di 3.450.693,08, a cui ad oggi risulta applicato al bilancio 2018 per euro 419.667,82, di cui euro 276.977,82 destinato a spese di investimento ed euro 142.690 destinato a spese correnti. Si ritiene ora di destinare la parte libera dell'avanzo di amministrazione 2017 come segue: euro 200.000 al finanziamento della spesa corrente per l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, in considerazione dei maggiori accertamenti tributari di incerta esazione. Euro 450.000 al finanziamento di spese di investimento. A seguito di questa variazione, l'avanzo di amministrazione risulta di euro 2.381.025,26 ed è così composto: parte accantonata 2.305.419,78, parte vincolata 18.490,10, parte libera 57.115,38 che sommano 2.381.025,26. Grazie. Grazie. Naturalmente Assessore abbiamo Napoli. sempre qui le nostre dottoresse Costalonga e il Vassore che insomma, possono darvi qualsiasi delucidazione. Consigliere Posocco, prego. Grazie.
Allora, alcune domande che mi vengono da fare vedendo questo bilancio. Allora, abbiamo maggiori introiti di 400.000 euro dalle assicurazioni contro della grandine del 25 giugno del 2017, giusto? Volevo chiedere questo, per quella grandinata dal piano opere pubbliche ma dal bilancio dell'anno scorso erano state tolte delle cifre per poter intervenire immediatamente sugli immobili comunali. Ok. Quella cifra poi ci è tornata dentro dall'assicurazione più 400.000 euro, ok. Quella cifra iniziale prevista che noi abbiamo tolto dal piano opere pubbliche e dal bilancio del 2017 adesso deve essere inserita nel 2018 e volevo chiedere dove sono andati quei soldi lì, cioè non i 400.000 ma gli altri che sono rientrati con l'assicurazione, perché i 400.000 sono soldi in più che non ci aspettavamo di incassare, giusto? Quindi questo volevo capire dove sono andati quei soldi lì. Probabilmente si tratta di un'entrata di 700.000 euro totale, presumo, ecco. 900.000 mi dice, vabbè, poi mi direte voi, grazie. Poi vedevo, è interessante capire se mi date qualche numero sui musei, perché vedo una riduzione di 17.000 degli introiti previsti. E se cortesemente mi date dei numeri delle entrate al museo che mi interessano. Mi interessa capire i 15.700 euro che diamo a Sarno, a cosa sono riferiti, i 21.000 euro per la manutenzione del patrimonio arboreo del comune dove li abbiamo spesi. Volevo capire i numeri del teatro da ponte, perché la gestione tecnica mi dice che aumentiamo l'adeguamento in aumento, diciamo, di 17.700 euro per il teatro da ponte. Riguardo gli oneri in entrata, gli oneri in urbanizzazione, voi mi segnate 178.150. Gli oneri dell'ex milanese sono 330.000 euro. Per maggiori oneri di urbanizzazione si intende che dall'ex milanese prima erano previsti circa 140.000 euro, dico una cifra per tornare ai 330.000 euro che abbiamo incassato di oneri dell'ex milanese, però non vedo qui scritti, vedo maggior oneri di urbanizzazione per 178.000 euro. Apro una parentesi con i consiglieri sull'ex milanese. Allora, l'ex milanese, anche questo è un progetto di rigenerazione urbana, cosiddetto di rigenerazione urbana, come quello che andremo a votare per l'ex Carnielli. Sapete che andremo a fare una rotonda sull'entrata dell'ex milanese. Questa rotonda, che non costa niente al comune, sottolineo, però è una rotonda che viene fatta all'entrata, tra l'incrocio a metà strada tra la rotonda dell'ospedale che porta all'ospedale e a metà strada per l'entrata a Marco Polo, la Coop. Questa rotonda, sapete che mi tira via gran parte della pista ciclabile. La pista ciclabile mi rimane di 1,5 metri circa, ecco. Tra l'altro è interessante, se andate a vedere la delibera dell'ex milanese, ci sono una serie di pareri di tutti i vari uffici del comune, parere favorevole con preclusioni, con riserve, eccetera, eccetera. Se andate a vedere, poi c'è anche il parere della polizia locale, non c'è scritto se è favorevole, se non è favorevole, andate a leggervi la delibera. E quindi a questo consiglio comunale dico, ma non potevamo fare un ragionamento anche lei, io mi rivolgo al consiglio, poi sì, certo alla giunta, su quella rotonda lì, se non si poteva fare diversamente, nel senso che abbiamo un incrocio
prima importante. Se non c'era la possibilità magari di fare la rotonda lì con entrata da dietro, ecco, è un messaggio che lancio, perché messa così veramente a chi serve? Non certo, nella delibera c'è scritto serve a diciamo, fermare un attimo la velocità, eccetera, eccetera, ma era quello che ci serviva in via del Cansiglio. Ecco, non si poteva fare qualcosa di meglio, un po' più in giù, una rotonda, si sistemava, si entrava da dietro. Ecco, questo chiedo, perché così, mamma mia, è un'occasione sprecata, secondo me. Altre osservazioni? No, una curiosità, che vedo che entrano e poi escono 120.000 euro per le elezioni del Parlamento europeo. Una curiosità, 120.000 euro, non so, dobbiamo fare la campagna elettorale a qualcuno con quei soldi, perché mi sembrano tantissimi. È una curiosità, penso che sia... ecco. Le alienazioni dei immobili comunali per il 2019, 120.000 euro, non mi ricordo cosa abbiamo votato nel piano di alienazioni, se me lo potete ricordare. Grazie. Grazie consigliere Posocco, la parola al consigliere Darè. No, io chiedo soltanto i 200.000 euro inesigibili o quasi, se ci sono alcune voci magari specifiche per capire. Per il resto ho fatto tutte le domande il consigliere Posocco. Grazie. Vedo che non ci sono altre domande, quindi possiamo dare alcune risposte? Assessore Napoli. Io do quelle così che mi vengono subito in mente, dopo per gli aspetti più tecnici abbiamo le dottoresse Il Vassore e Costalonga. Allora, diciamo che adesso il discorso delle assicurazioni, noi avevamo previsto a bilancio, mi pare, 500.000 euro, bilancio di previsione. Prudenzialmente, ovviamente il danno che avevamo avuto era molto superiore, però nella fase di definizione degli importi a rimborso abbiamo ritenuto, anche d'accordo con il nostro perito che ci assiste, eccetera, di intanto mettere a bilancio una somma prudenzialmente certa. Ecco. Adesso la fase si è conclusa e siamo arrivati alla definizione di un importo sui 900.000 euro, sì, e quindi abbiamo introitato ulteriori 400.000 euro che ci servono a coprire il danno che abbiamo avuto complessivamente per i vari immobili. Il discorso dello storno di cifre dal bilancio dell'anno scorso, adesso vado a memoria, ma chiaramente adesso l'anno scorso avremmo fatto delle variazioni a bilancio per sottrarre, adesso a memoria non mi ricordo dove sono stati tolti dei soldi per poi metterli a finanziare gli interventi di manutenzione urgenti che abbiamo fatto soprattutto sugli edifici scolastici, perché poi era quello il problema grosso durante l'estate, quindi non lo so, questo è un dato che dovremmo verificare. Però poi il discorso delle manutenzioni patrimonio arboreo, praticamente credo sia tutta quella serie di lavori, di potature che sono state fatte nel periodo immediatamente precedente alla dunata degli Alpini, dove è stato fatto un lavoro di pulizia, di taglio di fronde basse, eccetera, per migliorare la visibilità e anche il transito, che ovviamente sono stati fatti con l'avallo di ditte esterne specializzate in questo tipo di lavoro, che ovviamente hanno comportato un costo. Il costo per le elezioni europee, 120.000, è tanto, ma è un costo, è un rimborso che ci viene assegnato, credo, sulla base di precisi criteri da parte dello Stato.
che sono spese effettive che ormai si sa che è una città di 28.500 abitanti con X seggi ha. Quindi c'è un'entrata e un'uscita. Ma è sempre stato così, È così, d'altronde se poi andiamo a vedere se poi andiamo a vedere effettivamente poi lo splittaggio di tutte le varie spese, poi si tira le somme e si fa il consuntivo che magari può essere anche minore, però io sinceramente oggi non saprei dire se si spendono 120 o 123 o 115, insomma, quindi tutto lì. L'altro, rispondendo al consigliere Darè, ecco, il fondo dei crediti di dubbia esigibilità è anche questo è un altro degli elementi di novità introdotti dal 2011 in poi. Cioè, a cosa serve questo fondo? Questo fondo serve a evitare che si aprano dei buchi nei bilanci, perché diciamo che in Italia si era instaurata l'abitudine in taluni ambienti di faccio il mio bilancio, dico che incasso 2 milioni di euro di multe e conseguentemente faccio 2 milioni di euro in uscita. Poi i 2 milioni di euro di multe non ci sono, ce n'è magari 500.000 e così ho 1,5 milioni di buco. Allora, giustamente dal 2011 in poi, quando, come dire, la situazione del nostro bilancio era particolarmente complessa, del nostro bilancio come paese e poi come tutti noi, sono state cambiate alcune regole. Il bilancio armonizzato, per esempio, è una di queste. Il bilancio armonizzato vuol dire che tutti gli enti dello Stato, dallo Stato ai comuni, fanno il bilancio su un'unica matrice, ognuno scegliendo le voci che lo interessano. Questo in maniera da poter risalire alla fine e fare il bilancio consolidato, perché se no l'Unione Europea non ci crede. Questo per dire. Questa voce del fondo crediti di dubbia esigibilità è fissata con una percentuale sulla base delle attivazioni per il recupero crediti che io, comune o qualsiasi altro ente, mette in moto. Allora, se io prevedo di fare un'azione di recupero per elusione, evasione di ICI, di IMU o imposte o multe anche, ti dicono tu comune la somma che... Sì, esatto, cioè il concetto è tu devi accantonare una somma pari, poniamo, al 40% di quello che prevedi di incassare. No. Allora, questa somma che noi accantoniamo però rimane sempre, nel senso che man mano che si libera la motivazione per la quale c'è stato l'accantonamento, la somma diventa disponibile. Ecco, questa è, diciamo, la ratio di questo provvedimento, che un po' assomiglia, se vogliamo, e poi finisco, come si chiama, il fondo crediti per le opere pubbliche, come si chiama? Il fondo pluriennale vincolato, anche questo è un altro acronimo, FPV. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando un'opera pubblica ha iniziato il suo iter con la progettazione ed è finanziata sul serio, quella quota di finanziamento rimane attaccata e se la porta dietro anno per anno, scaricando ogni anno quella parte che viene, come dire, impegnata in quell'anno. E quindi anche questo serve a evitare che si creino le famose incompiute, no? Perché purtroppo è capitato anche questo in giro per l'Italia e quindi ci si è messa una pezza attraverso una serie di problemi. Grazie. Grazie. Ci sono altri chiarimenti? Assessore, prego. Assessore Dorchetto. Ma sì, la questione degli oneri che sono in più sono dovuti proprio alla ristrutturazione dell'ex milanese, quindi quelli hanno comportato un aumento delle entrate. E poi sono state fatte alcune valutazioni sulla rotonda prevista, a parte che non credo che possano far parte di questo punto all'ordine del giorno perché si parla di bilancio, però io rispondo anche su questo. Se è vero che la sezione della pista ciclabile viene ridotta, in realtà comunque rimaniamo sempre sopra
i minimi, per cui insomma non abbiamo grandissimi flussi ciclabili in quella zona, a dire la verità. La questione principale è che quella rotonda serve anche e soprattutto per ridurre la velocità delle auto, che lì oggi è molto molto elevata, particolarmente proprio lungo quella curva lì dove verrà ubicata la rotonda. Quindi c'è una situazione di velocità molto molto alta, e la strada è larga, quindi invoglia a correre, diciamo, gli utenti. Quindi questa è una dei vantaggi sicuramente che ci saranno. Realizzarla invece in corrispondenza di via De Nadai per poi collegarla con una strada, tanto sarebbe stato uno spreco di territorio sicuramente, perché comunque è un collegamento abbastanza lungo, con proprietà che non sono né nostre né di altri, per cui sostanzialmente non esiste una fattibilità di quel tipo di soluzione, e comunque avrebbe comportato costi e spreco di territorio decisamente superiori, mentre questa invece, che si svolge tutta nell'ambito del sedime stradale, non comporta alcuno spreco di territorio. Grazie, Assessore Turchetto. Ci sono altre risposte? Per quanto riguarda quella del Da Ponte, siccome l'utilizzo è stato di gran lunga superiore a quello che era stato preventivato, i costi ovviamente sono... Prego? Io mi ricordo un suo intervento, cioè lei dice non ho capito, scusi. Sì, e queste sono le uscite maggiori che sono previste? Rispetto a quello che, a quelle che c'erano prima? Sì, erano 100... No, stavo parlando del ponte. Perché l'utilizzo è stato di gran lunga maggiore. Io ricordo fra l'altro un suo intervento in cui proprio da quel posto lì aveva detto che auspicava un utilizzo praticamente gratuito per tutti del Da Ponte. Le cifre sarebbero state di gran lunga superiori a queste, facendo invece non le ho qua perché è un assestamento del bilancio questo. La variazione è previsto, la variazione, non è che possiamo chiedere, se vuole può chiedermi anche chi vincerà il prossimo torneo di badminton, non lo so, non è previsto in questa, glielo porterò la prossima volta, appunto. L'aumento è dovuto, lei non aveva chiesto, ha chiesto come mai c'era questo aumento, io le ho spiegato perché c'era questo aumento, io ho risposto alla sua domanda, la domanda era perché ci sono questi 17.000 euro erotti in più, e io le ho risposto, punto. Se poi io sono sicuro che lei ha capito. Credo di ricordare che fino al metà di quest'anno l'utilizzo del Da Ponte è stato praticamente mediamente uno ogni 2 giorni, ricordo male? È circa uno ogni 2, è stato utilizzato molto ma molto di più dello scorso anno. Vabbè, per il museo i numeri che posso darle sono questi. Allora, abbiamo stanziato come entrata sulla base dell'indicazione data dai... Microfono un po' più vicino, grazie. Scusi. Allora, avevamo iscritto sulla base dell'indicazione degli uffici una entrata da musei di 82.000 euro. Ad oggi abbiamo accertato 30.000 euro, quindi prudenzialmente, tenendo presente che l'accertamento riguarda un semestre, abbiamo ritenuto prudenzialmente di abbassare l'introito di 17.000 euro in modo di arrivare ad un previsione di entrata di 65.000 euro che, tenendo presente che ad oggi sono stati accertati 30.000, può essere veritiero arrivare alla fine dell'anno con un introito di 65.000 euro. Prego? Savno non lo so. Savno. Chi dà la risposta di Savno? Io no. Chi dà la risposta di Savno? Chi dà la risposta di Savno? Potete darla voi? Sì, cioè nel senso che abbiamo fatto la determinata.
Sì, Savno è sostanzialmente una partita di giro perché dobbiamo corrispondere i soldi che ci sono già stati, che abbiamo già introitato da parte delle ditte che conferiscono, e questi soldi sono nel bilancio comunale, quindi adesso dobbiamo ritrasferirli a Savno, e quindi è fondamentalmente lo stesso importo in entrata e lo stesso importo in uscita, solamente che in entrata era già stato iscritto e in spesa no. E adesso è stata fatta la determina recentemente. Volevo solo riprendere velocemente 30 secondi il discorso del teatro. Allora, il discorso del teatro voi trovate nei documenti che avete relativi al bilancio, sia nella redazione dei revisori dei conti che nella nota integrativa del bilancio di previsione e anche nel consuntivo, dove c'è quel specchietto che riguarda i servizi a domanda individuale, dove trovate il costo dell'asilo nido, entrata e uscita, e il costo dei cimiteri, servizi cimiteriali e altri mense, uso delle impianti sportivi, eccetera, eccetera. Trovate anche la voce teatro da ponte, dove c'è l'entrata, costo e l'entrata. Il costo mediamente, io ho visto gli ultimi anni, si aggira attorno ai 120, dai 115, 130 mila euro, dipende da una serie di fattori. Esatto. Le entrate si aggirano attorno dai 20 ai 25, 30 forse quando va bene, ecco, e quindi la differenza è circa 100.000 euro l'anno. Il teatro da ponte è un servizio molto apprezzato, molto importante, però ha il suo costo. No, ma io pensavo che queste somme le aveste già in mente, perché sono 4 anni, ma sono sempre le stesse. Se voi andate a vedere, io mi auguro che abbiate conservato i documenti quando abbiamo votato il bilancio, lì c'è tutto. Fate un ripasso, okay, e così poi ne riparliamo. Consigliere Posocco, lei si è prenotato nuovamente? No? È ancora prenotazione di prima? No, adesso. Bene, io a questo punto formalmente devo darle la parola perché... No. Grazie, scusate, ma mi interessa capire. Allora, grazie per le risposte. Allora, due riflessioni a questo punto, no? Partiamo dal museo, che dai numeri che ho io, parlo del museo a Battaglia, gli altri non ho i numeri. Voi mi dite che finora abbiamo avuto circa 7.500 visitatori e la previsione si attesta intorno a un'entrata intorno ai 60-65 mila euro. Allora io dico questo, bene, nell'anno del centenario mi aspettavo di più, perché i numeri sono sempre quelli, sono quelli del 2015. Sì, è anche vero che facciamo belle manifestazioni, non lo nego, però i numeri sono quelli del 2015. Allora, al di là, non voglio far polemica, si poteva fare di più così, ma cosa facciamo del museo del 2019? Come amministrazione cominciamo a ragionare, perché il centenario finisce e abbiamo un grande museo. Cosa facciamo? I numeri anche quest'anno, nell'anno del centenario, non sono incredibili, sono sempre gli stessi. Cosa facciamo? Quindi so che di sicuro avete questa risposta e se me la date vi ringrazio. Un altro ragionamento che voglio fare è su Savno. Noi abbiamo dato il servizio di spazzamento a Savno. Con esso abbiamo lasciato dei soldi, okay, che il comune incassava per il servizio e degli operai. Secondo voi il servizio è migliorato o no?
secondo voi la città negli ultimi 2 anni è più pulita o no? Vi lascio a voi la risposta. Una cosa che noto e che posso dire è che mi sembra che non ci sia la programmazione, nel senso che ogni luogo viene pulito dopo che c'è una protesta. Quindi invito tutti i cittadini da casa a protestare a questo punto. Perché 2 giorni dopo che esce un articolo sul giornale abbiamo finalmente la pulizia di un posto? Ma è questo quello che avevamo in mente quando abbiamo dato il servizio di spazzamento a Sarno? Nella convenzione, e non so chi sia, che abbiamo scritto, quante ore di interventi doveva far Sarno e quante finora ne sono state fatte? Risultava, mi sembra, sul servizio spazzamento, un spazzamento per ogni quartiere a settimana. Io ho presente a Carpesica che c'è l'erba altissima lungo la strada e lì una volta a settimana non sono passati di sicuro, anzi in via Giardino non sono mai passati, mi risulta. No, noi taglia l'erba e fa lo spazzamento, però il comune lo faceva. Ecco, al di là poi di subappalti eccetera eccetera su cui non entro nel merito. Comunque io volevo chiederti e chiedere alla città, il servizio è migliorato o no? Ecco, tutto qui, grazie. Grazie, consigliere. Consigliere Fasan. Mi è piacevole rispondere io all'amico Posocco. Allora, nella precedente convenzione da noi fatta c'erano 26.000 ore a convenzione. Nella recente convenzione le ore di lavoro sono passate a 11.000, pur mantenendo le stesse entrate per Sarno. Io vorrei sapere quante ore, se c'è qualcuno che controlla, quante ore sono state fatte finora. Ci sono interi quartieri dove non è mai passata la spazzatrice e qualcuno che pulisce le scarpate. E vorrei sapere quante ore sono state fatte finora. Grazie. Grazie consigliere. Allora chiudiamo, anche, visto che non ci sono interventi, c'è qualcuno che vuole rispondere, dare delle risposte tecniche su questo, a dicembre, su queste ultime richieste? Signor Sindaco. Sì, allora per quanto riguarda il museo, noi ovviamente accogliamo suggerimenti che dovessero venire, suggerimenti interessanti. Non è che siamo rimasti con le mani in mano. Il progetto che è stato fatto avendo vinto quel bando del servizio civile, abbiamo avuto 3 laureate che hanno lavorato, hanno scannerizzato e digitalizzato tutte le foto del Fondo Marzocchi, non era stato fatto nulla in merito, ci è servito per fare le mostre all'estero. Le mostre all'estero servono ovviamente anche come richiamo per non solo il 18 ma il 19, tanto è vero una negli Stati Uniti, dopodomani una in Inghilterra e in ottobre una in Australia, servono anche per questo. Non solo, è già stata stabilita una convenzione per fare un corso di balistica da parte, se non ricordo male, dell'Università di Milano al nostro Museo della Battaglia, e questo è un corso, mi pare, triennale che sarà fatto post centenario. Quindi noi abbiamo già cominciato da tempo a pensare che il 18 ovviamente finisce e il museo resta, ma se ci sono anche altri suggerimenti, ripeto, intelligenti, ben vengano. Grazie. Grazie. Va bene, a questo punto do la parola ai consiglieri. Dichiarazione di voto o intervento? Un piccolo intervento.
Volevo solo far notare che al mondo, tra i 10 musei più visitati al mondo, troviamo il Museo d'Orsay a Parigi, qui si pagano circa 11 euro di entrata, il Museo Pompidou di Parigi, in cui si paga sempre 11-13 euro, la National Gallery a Washington, arriviamo qui a ingresso gratuito, National Palace Museum di Taipei, ingresso gratuito, Musei Vaticani, sesto posto, con prezzo del biglietto circa 16 euro, National Gallery di Londra, 5.200.000 visitatori, scusate, ha fatto un aggiornamento, un attimo, e anche qui abbiamo ingresso gratuito, il Tate Modern di Londra, 5.300.000 visitatori l'anno, chiaramente gratuito, il British Museum, sempre di Londra, terzo posto con 5.600.000 visitatori l'anno, prezzo direte voi, costi, gratuito, Metropolitan Museum Art New York, qui arriviamo a $17, da 17,25, e infine il Louvre, che è il più visitato con 9 milioni e 7, qui si paga la cifra di 15 euro. Se voi andate a leggere le motivazioni per il tutto ciò, oltre alla cultura e la sapienza nel mondo, civiltà occidentale che dovremmo esportare, c'è chiaramente l'attrattività turistica. Grazie. Grazie. Come dicevo, la parola per le dichiarazioni di voto. Fasan, prego, consigliere Fasan. Sì, volevo anche io, la mia dichiarazione di voto sarà sicuramente negativa, e volevo rispondere a un paio di interventi del vice sindaco Turchetto. Dico che è una buona idea. Dichiarazione di voto, Fasan, lei ha fatto già... Ho 3 minuti, sempre ha fatto già il suo secondo intervento. Sì, in 3 minuti esprimerò perché voterò in maniera contraria. Giustificare una rotonda milanese per abbassare la velocità dei veicoli, io consiglierei di farne anche 2 o 3 in Valle Alpesina, così abbiamo risolto il problema delle moto, sicuramente. E è una buona idea, come no? Ne facciamo una a Nove, una a San Floriano, una a metà Fadalto, vedrà che risolveremo anche il problema che è molto più gravoso. Le ricordo, caro vice sindaco, che in Valle Alpesina muore la gente sulle strade, sulla Celante e Fulanini non è morto nessuno finora. Ora facciamo anche 2 o 3 rotonde anche sul Fadalto, e poi far finta di non capire che mettere a posto la pista ciclabile della Valle Alpesina vuol dire portare i tedeschi, gli austriaci che vengono, anche quella è una forma di turismo, come fare le fotocopie delle fotografie, come che lei ha detto. Mi sembra che dire che la pista, la Piave è in Valle Alpesina è come menare un po' il Camperlaia. Sappiamo tutti che non era in Valle Alpesina, però la pista ciclabile che io riferisco è quella che porta i ciclisti a Vittorio Veneto. Voto assolutamente negativo, grazie. Grazie. Bene, non ci sono altre dichiarazioni di voto, quindi metto in votazione il punto numero 6 all'ordine del giorno, bilancio di previsione 2018-2020, assestamento generale con l'applicazione parziale dell'avanzo di amministrazione 2017. Sono presenti 12 consiglieri. Favorevoli? 8 consiglieri. Contrari? 4. Astenuti? Nessuno. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Nessun astenuto. Medesimo risultato. DUP, documento unico di programmazione 2019-2021, presentazione ed approvazione. Basta. Allora
Assessore Napoli, ancora qualche ancora minuto, a lei la parola. Ancora qualche minuto di sopportazione. No, allora è troppo anche per me a quest'ora. Allora questo è il DUP che segue l'andamento annuale, ovviamente. L'anno scorso abbiamo fatto 18, 19 e 20, quest'anno facciamo 19, 20 e 21 ovviamente. E quindi all'interno del documento trovate sempre le stesse voci, perché le missioni, i programmi eccetera sono sempre gli stessi, che vengono via via aggiornati nella loro evoluzione nelle varie annualità. Se avete osservazioni, proposte, siamo qua, cioè nel senso che non è che stasera parliamo del DUP o non ne parliamo e la roba rimane lì. Secondo me dateci un'occhiata magari con un po' di calma adesso durante le vacanze estive, vi prendete qualche appunto e poi a settembre ci ritroviamo e magari qualche ragionamento, no? Qualche contributo potrebbe anche essere interessante per la prossima edizione e il prossimo aggiornamento, per la nota di aggiornamento, esatto, mi suggerisce la dottoressa, perché poi anche questi documenti così corposi come costruzione richiedono un lavoro di tipo tecnico e anche un lavoro di tipo, come dire, c'è anche una ricerca per renderlo più facilmente fruibile e la cosa non è semplice, perché pure il nostro DUP, essendo così un po' complesso anche se vogliamo sotto l'aspetto grafico e dei contenuti, ha avuto, come ho già detto, anche dei riconoscimenti fuori dal nostro comune proprio per la sua costruzione complessiva, insomma, no? Ecco, questo è il dato. Quindi siamo qua. Grazie. Grazie, Assessore Napoli. È aperto il dibattito, la parola ai consiglieri. Consigliere Sant'Antonio, a lei la parola. Allora inizio io. Allora, innanzitutto ho visto che è diminuito di un numero consistente di pagine, quindi un applauso, e sono passate da 236 a 164 e vedo che si può quindi sforbiciare qualcosina. No, ma prendo spunto per l'intervento dall'intervento precedente del consigliere Carnelós, che mi ispira sempre. Ha detto precedentemente che un'opera finanziata e non realizzata ha difficoltà, insomma, ad essere apprezzata, in quanto rimane solamente nella carta, e ha esortato la Giunta nei prossimi mesi a dare una scossa violenta ai finanziamenti promessi e scritti nella carta e non realizzati. Ha parlato anche di albero della cuccagna. E effettivamente quest'anno c'è stata un po' una cuccagna, no? Perché quei 400.000 euro che sono arrivati in più dell'assicurazione, e qua mi ricollego anche alla collega Criscuoli che diceva bisogna che ci sia un disegno, no? Nei futuro nell'opera dei finanziamenti, un disegno su quello che si va ad investire. Quest'anno siamo stati fortunati che sono arrivati questi 400.000 euro. E subito infatti sono stati messi nella pista ciclabile del Piave, nelle piscine comunali fortunatamente, e dopo 100.000 euro abbiamo aumentato la quota dell'asfalto. Quindi per verificare, no, e per dare ragione al consigliere Carnelós, io vado sempre a verificare nella tabella del DUP, che adesso è diventata pagina 50, probabilmente qualche versione fa era pagina 60, in cui in effetti ci sono le opere pubbliche finanziate ma non realizzate. Qua si vede chiaramente
per citarne qualcuna a titolo di esempio, e qua invito appunto la Giunta a accelerare sui tempi, che c'è cito qualche esempio, la scuola media da Ponte, finanziata nel 2014 per 800.000 euro, rimasta ancora ferma. Sistemazione parcheggio, e questo è stato fatto, e pista ciclopedonale di Cozzuolo, 130.000 euro, 4.000 euro realizzati. E andando avanti così, ammodernamento polo sportivo, 750.000 euro nel 2017 finanziati e 153.000 realizzati. Allora si vede una bassissima percentuale di realizzazione. Anch'io esorto a dare un'accelerata a questi lavori, altrimenti chi arriverà dopo potrà usufruire del beneficio. Ecco, all'interno di questo DUP, e questo per quanto riguarda i lavori, gli investimenti, all'interno di questo DUP, ecco, quello su cui pongo e chiedo anche ai consiglieri, anche il consigliere Carnelò, che so che è d'accordo con me in questo caso, di porre attenzione, è che c'è all'interno un aumento per il 2019 dell'IMU dal 7,6 per 1000 all'8,8 per 1000, che sono esattamente 1 milione di euro in più di tasse. So che il consigliere Carnelò, come sottoscritto, ha giurato che non voterà questo aumento, e noi dovremo fare tutti quanti uno sforzo affinché rimanga del 7-6% e quindi non ci sia quel milione di euro in più di tasse che nessuno vuole pagare. Questo me lo ricordo. Ecco, quindi dopo, ecco, questa può essere un vezzo, eccetera. Per il turismo 80.000 euro in una città come Vittorio Veneto, che è votata al turismo e vuole essere votata al turismo, mi sembrano pochini, quindi chiedo la cortesia di rivedere per i prossimi anni questa cifra. Ecco, quindi l'esortazione principale che io faccio, pur all'assessore Turchetto, pur ringraziandolo di aver messo 80.000 euro per le fontane che finalmente dopo una interrogazione verranno pulite, ripulite, ristrutturate, ecco, dico di essere più veloce con la realizzazione dei lavori già finanziati. Grazie. Grazie consigliere Sant'Antonio, la parola al consigliere Carnelos. Sì, dunque non pensavo di essere musa ispiratrice di qualcuno, ma in ogni caso, come si può dire, ben venga se qualche spunto positivo possa essere dedotto da quello che dico. Prima qualcuno, mi ricordo chi, mi ha detto che sono scarso in matematica. In realtà non è il mio forte, ma di realtà ho fatto il liceo scientifico, a dir la verità. È vero, ho fatto tutt'altro, ma il mio forte era la matematica. Dopo uno può diventare tuttologo e quindi, vabbè, evidentemente si progredisce col tempo. E proprio partendo dalla matematica, per quanto riguarda il DUP, anch'io sono un po' come Sant'Antonio, che tutto sommato delle parole del DUP tutto sommato non mi importa granché. Nel senso che, non so se l'ho già detto, San Paolo diceva che verba occidunt spiritum autem vivificat, cioè le parole uccidono, è lo spirito che vivifica. E nel DUP, appunto, più delle parole, mi piace vederci lo spirito che è contenuto proprio nei numeri, nel senso che nella progressione, nell'analisi di questo documento è possibile vedere, con le capacità che si ha naturalmente finanziarie, che chiaro i miracoli non li fa nessuno, magari si potessero fare i miracoli. È indubbio, ha ragione Sant'Antonio che dice per il turismo va bene 80.000, ma ce ne vorrebbero di più. Sono d'accordissimo. È chiaro che si può anche scriverlo, magari, sì, lo spoil, come si chiama, il turismo, però è chiaro che per aggiungersene 10.000 devo trovare i 10.000. Ecco, questo è il dato. È vero, la coperta è sempre
corta. In ogni caso, anche se arrivano, come si può dire, notizie, ripeto, e quest'anno ci sono state le notizie felici che ci hanno consentito di riempire l'albero della cuccagna, adesso bisogna raccogliere, e mi auguro che ci siano anche nel prossimo. È vero, ripeto, godrà la PA, ma in ogni caso ci consentirà, io sono convintissimo sotto questo aspetto, ci consentirà di far diventare solo mere parole contenute nel DUP quelle che Sant'Antonio diceva sull'IMU. Per me sono solo parole, servono per mettere la Coca-Cola, come dicevano i nostri vecchi. Il prossimo anno si vedrà, anche perché, qui lasciatemi un po' di veleno, in cauda venenum, tenga presente, consigliere Sant'Antonio, che in ogni caso suggerirò alla Ministra, nell'ipotesi in cui non arrivasse la soluzione, anche il bilancio del prossimo anno è PA. C'è la possibilità. E ve lo dico francamente proprio per, come si può dire, anche ritornare un po' alla pariglia. È indubbio che per pareggiare bisognava scrivere così nel dubbio, poi in concreto lei pensa che qualcuno di questi insulsi voglia l'aumento dell'IMU? Lei pensa che saremmo di tal fatta masocchisti da pensare che quella è la soluzione? Certamente no. Credo qualsiasi abbia un acume intellettuale può sicuramente immaginare che questo noi non lo vogliamo. E scelte come quelle devono passare con la manina di questi consiglieri che la alza. È vero, qui potrei dirvi che qualche volta ci avete sperato per 4 anni che quelle paroline non fossero solamente riempitive, ma avessero l'impatto concreto che invece ha visto, in qualche modo, ogni San aiuta, e per 4 anni ci avete detto che avremmo aumentato quel tipo di imposta, e per 4 anni puntualmente siamo riusciti a non farlo, e ci riusciremo anche il prossimo anno. Su questo stia pur tranquillo, siccome ha rivolto l'auspicio a livello personale le rispondo che, a prescindere da tutto, questo ditino non lo vedrà mai alzato su quel tipo di scelta. Lei dirà: come fa? Ci sono tanti modi. Certo, questo ditino non lo vedrà alzato, come credo, di nessuno, anche perché, ripeto, se proprio saremo presi per il collo, sarò io il primo a scrivere su quella cartella bilancio, la riconsegnerò alla dottoressa Il Vassore e dirò P.A. Chi vivrà vedrà. Grazie. Grazie consigliere. Ci sono consigliere Posocco. Sì, diciamo dal DUP emergono anche altri dati interessanti, tra cui quello della popolazione, con sempre meno nati. Siamo al minimo 2017, ok. Abbiamo tanti immigrati, il massimo. Non so se siano le carte d'identità che abbiamo dato, ma comunque siamo al massimo immigrati. E su questo, al di là delle nascite, un ragionamento, un'amministrazione dovrebbe farlo sul discorso scolastico, no? Scuole materne, scuole elementari e scuole medie, che vedo i numeri inalterati in futuro, cioè la previsione è sempre gli stessi numeri sulle scuole materne, sulle elementari dopo un calo, penso sia perché c'è una classe in meno alla Zanette forse, e poi una visione costante dal DUP, dice ci saranno sempre gli stessi numeri, eccetera eccetera, e questo cozza un po' con le nascite, secondo me.
E quindi qui invito, stasera non c'è l'assessore Uliana, le ho già detto in modo personale, con i dirigenti scolastici comunque di parlare e formulare l'offerta scolastica, perché così il rischio è che ci siano sempre meno classi a Vittorio Veneto. Quindi un ragionamento in questo un'amministrazione lo deve fare, lo deve iniziare, doveva già iniziare a fare, perché il trend è questo, con poi tutti gli altri ragionamenti su servizi, su residenziale, commerciale, eccetera, eccetera, che va avanti. Al di là di tutto poi il DUP ha fatto le osservazioni del collega Sant'Antonio, i miei colleghi, eccetera. Volevo fermarmi anche sull'attuale organizzazione della forza lavoro del Comune, che su una pianta organica di 217 persone ne abbiamo 143 al momento. Okay? La domanda è questa: erano bloccate le assunzioni finché la provincia non terminava, diciamo, di collocare i propri dipendenti. Adesso so che sono state sbloccate le assunzioni per quelle province che hanno collocato tutti i dipendenti. Io non so la nostra provincia se li abbia collocati o meno tutti, e quindi invito qua l'assessore a darmi una risposta. Ma un'altra curiosità, poi magari è sempre così, ma non lo so, a me balza l'occhio da consigliere, vedo che il comune di Vittorio Veneto ha 39 persone in B e ne ha ben 46 in D. Quindi traduco, abbiamo più dirigenti che operai, posso tradurre così, non so se sia esattamente corretto. Certo è che negli ultimi anni tra pensionamenti, Savno eccetera, abbiamo sempre meno operai fuori e la città si è accorta di questo. Quindi che programmazione, assessore, abbiamo da questo punto di vista? Abbiamo assunto 9 persone negli ultimi anni, mi sembra, tra part-time, tempo, sì, 9 persone. 9. Quanti fuori? Ecco, sono scelte, per l'amor di Dio, che però la città ha bisogno di persone fuori, perché abbiamo un territorio di 82 km quadrati, non un piccolo territorio da manutentare e tenere in ordine. In questo senso anche qui io personalmente ragionerei in maniera diversa, però poi per l'amor di Dio non so, ho visto che negli ultimi 4 anni cioè, lo Stato ci ha chiesto da un punto di vista burocratico, mamma mia, sì, è diventata una cosa, già prima era tanto, ma poi negli ultimi 4 anni penso che gli adempimenti burocratici, me lo conferma il segretario, tutto siano cioè alla faccia della semplificazione, ragazzi, alla faccia della semplificazione. Domande poi, perché sulle missioni sapete che ve la facevo, quindi vi sarete già anche preparati nella risposta. Ogni missione viene finanziata, giusto? Allora ho visto che sono comparse nella missione 9, sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, 2 punti. L'amministrazione proseguirà con le azioni finalizzate alla chiusura e composizione della discarica di Fort Cal, 1. Proseguirà nelle azioni finalizzate alla bonifica del sito Carnielli. Ecco, 2. Io chiedo, se inserite nel DUP, significa che queste azioni possono venire finanziate? Grazie. Grazie. Consigliere Posocco. Dunque, Sant'Antonio Carnelos Posocco. Sì, c'è il posto per rispondere al primo giro di... Sì, due cose rapide, perché sull'aumento dell'IMU noi abbiamo fatto ogni anno una previsione che prevedeva un incremento, perché il bilancio sia in sede cioè soprattutto in sede di preparazione, non dico neanche di previsione, perché qui siamo in sede di preparazione, di avvicinamento, diciamo,
deve comunque pareggiare. Ecco. Dopodiché i dati sui quali noi dobbiamo far conto sono quelli che vi ho prodotto in sede di bilancio preventivo, facendo un piccolo raffronto con altri 5-6 comuni della provincia di Treviso confrontabili con noi per servizi, struttura, organizzazione, e emerge che noi abbiamo un deficit di entrate strutturali rispetto a questi comuni su varie voci. Qua ci sono, uno ha più parcheggi, ha più oneri di urbanizzazione, ha più entrate su altre cose, ha più entrate da ICI, da IMU e Tasi, ha aliquote più alte ed ha entrate più alte, pro capite parliamo, pro capite, quindi ogni abitante, calcoliamo queste voci, producono una certa entrata che a noi ci manca, perché abbiamo una dotazione di servizi molto, per certi aspetti, più ampia di quella che abbiamo in questo panorama di altri comuni, e questo è un po' un problema, insomma, ecco, un po' un problema. Noi abbiamo fatto in questi anni, siamo riusciti ad evitare questa possibilità, anche perché era poi vietato dalla legge, e quindi insomma abbiamo dovuto fare di necessità virtù. C'è stata l'opportunità attraverso eventi di natura, così possiamo dire, straordinaria, e quindi speriamo che anche il prossimo anno le cose si realizzino in questi termini. Però il problema ce lo abbiamo, dico lo abbiamo perché ce l'abbiamo tutti, voi che siete in questo momento in un ruolo di minoranza, di opposizione, ma ce l'ha la maggioranza che deve assumere i provvedimenti e fare le decisioni necessarie. E quindi questo è il gioco dell'equilibrio abbastanza complesso, perché poi ci sono, no, le esigenze e tutte le cose che sono venute fuori questa sera. Quindi vedremo cosa succederà. Sul turismo, che rubo un attimo la parola all'assessore Turchetto che segue un po' le cose. Ecco, sul turismo credo che sia un investimento importante invece. Va ricordato che la nuova legge regionale del 2013, che ha cambiato tutto il comparto, ha rivoluzionato un po' tutto. Oggi la provincia, che prima era un elemento importante, non mette più un euro, perché anche la provincia ha i suoi problemi. Lo stesso anche la regione sta un attimo ritirandoci. C'è l'OGD, no? Lo strumento, l'organizzazione di gestione della destinazione, e cioè, c'è stato un disegno secondo me importante su questo tema sul territorio regionale, che adesso sta finalmente andando a regime. Va ricordato un altro elemento importante, che siamo riusciti assieme a altri 11 comuni del comprensorio a salvare l'ufficio IAT che è qui all'inizio di via Trento e Trieste, che è sempre stato, ma è diventato ancora di più un punto di riferimento per le informazioni, per l'assistenza, per distribuzione di materiale a turisti che vengono, alle persone, o fa il servizio di biglietteria per l'FS, appunto. Quindi in questi anni abbiamo in qualche modo parato il colpo. Adesso questa organizzazione, questa OGD si è strutturata, sta cominciando, e mi auguro che diventi il soggetto che opera poi nel territorio. Ecco, questo è il punto. Con la logica che i comuni e i vari enti si devono meno occupare ciascuno di fare la sua piccola promozioncina locale, che ovviamente ci può stare in determinate piccole situazioni, ma il problema è quello di fare una promozione turistica su concetti condivisi, omogenei, su un territorio più vasto, perché ormai il turismo lo affronti in chiave, come dire, programmatoria, professionale, organizzata, avendo assieme tutti gli attori che operano su questo comparto, e questa è la scommessa, insomma, no? Ecco. E su questo
come dire, lo spirito della legge appunto del 2013 è questo qui. Ovviamente si tratta di cambiare registro rispetto a quanto la tradizione ci ha consegnato finora, insomma, no? Che i vari comuni, ciascuno cerca di fare il meglio che può per promuovere le proprie attività, ma in realtà non è più sufficiente, insomma. Quindi secondo me è bene razionalizzare le risorse, gestirle in maniera unitaria e pianificata in maniera professionale, anche perché ricordiamoci che il turista vero è quello che viene magari da un altro paese, che viene qui, che si ferma, che pernotta e gira per il nostro territorio, insomma, ecco, questo ci tenevo un attimo a fare una considerazione su questo tema. Ecco, grazie. Grazie. Credo che l'assessore, il sindaco e l'assessore Turchetto vogliano aggiungere. Solo 3 precisazioni. Per quanto riguarda le fontane, per esempio la Fontana degli Arditi è un progetto già pronto, è da gennaio che stiamo aspettando l'ok della soprintendenza, che deve ancora arrivare pur avendo adeguato il progetto. Il tentativo è quello di cantierarli subito dopo la fine dei raduni, in modo che fossero pronti prima della conclusione del centenario. Non tutte le tempistiche dipendono esclusivamente dal Comune. Per quanto riguarda le posizioni D sono funzionari, non sono dirigenti. I dirigenti sono 3 in Comune di Vittorio. C'è una notevole differenza. Fra l'altro, buona parte delle posizioni D esistenti, attuali, sono state modificate da CAD una quindicina di anni fa. No, era per precisare, giusto per dire che forse allora, neanche credo che allora fossero considerati dirigenti, ma dei funzionari. Poi per quanto riguarda il DUP, non è solo elenca obiettivi solo comunali. È citato, come vedete, per esempio il traforo, l'elettrificazione, cioè si parla in generale del territorio di investimenti pubblici, che non vuol dire necessariamente sono soldi che deve metterci il Comune o che mette il Comune di Vittorio, cioè è una visione più ampia, ovviamente, non bisogna restringersi solo a cosa fa il Comune e cosa ci mette il Comune. Assessore Turchetto, prego. Sì, alcune considerazioni. Allora, intanto la questione del turismo mi pare che abbia già risposto in maniera esaustiva il collega Napoli. Parlare poi di turismo così a latere a quest'ora su un DUP che mi sembra anche dequalificante, francamente. Cioè, dedicherei un punto all'ordine del giorno, quantomeno su questo tema, se no argomenti così importanti siamo proprio buttati là così senza dare valore effettivo alle cose. Comunque, oltre a quello che ha detto l'assessore Napoli, teniamo presente che abbiamo dei numeri delle presenze turistiche, cioè delle notti che i turisti passano nella nostra città, che sono largamente superiori rispetto a quello che accadeva qualche anno fa. Cioè, stiamo andando da questo punto di vista molto molto bene. Questo significa l'economia per la città, entrate consistenti per il sistema economico della nostra città, quindi non solo comune ma la nostra città intesa globalmente, quindi le cose sono molto positive. Poi niente, c'è sempre quella tabella che ogni DUP, da quando c'è il DUP, lei commenta, consigliere Sant'Antonio. Io rilevo intanto che questa tabella si è ridotta quasi alla metà rispetto all'ultima volta, quindi vuol dire che tanti progetti che sono usciti vuol dire che sono stati realizzati, tanti lavori sono realizzati. Altri indicati in tabella, adesso non riesco neanche a trovarla, se mi aiuta col numero di pagina, 50, vediamo. Sì. Altri sono praticamente conclusi, rimangono lì solo per questioni di contabilizzazione, che questo l'avevo già detto, ad esempio la caserma dei Vigili del Fuoco, che ormai è conclusa, ed altre che sono ormai in dirittura d'arrivo, altre si stanno per appaltare, ma purtroppo, per fortuna, esiste un codice dei contratti pubblici che va rispettato, che disciplina le fasi di progettazione, l'acquisizione dei pareri da parte degli altri enti, le fasi di appalto con tempistiche previste per legge, quindi noi non possiamo uscire da queste
da queste normative. Quando si scrive un'opera, perché si approva il piano opere pubbliche di questo anno, ovviamente uscirà 2 anni dopo, perché ci vuole tempo per progettarla e poi per appaltarla e poi per realizzarla. Questa è una cosa normale che riguarda tutti, qualsiasi ente pubblico. Ripeto comunque che questa tabella si è dimezzata, quindi questo va a onore e merito degli uffici che hanno lavorato sodo e che continuano a lavorare sodo. Grazie. Grazie. Consiglieri, se ci sono interventi. Sì, per quanto... Assessore Costa. Due prego. cose allora, dove sono stato chiamato a entrare in discussione e riferire. Per quanto riguarda il personale, al di là dei numeri, il rilievo che io faccio è che la considerazione che faccio dall'alto un po' è di vedere, abbiamo una struttura diciamo un po' ingessata, nel senso che per le note disposizioni romane non vi è stata possibilità di sostituire personale cessato, questo lo sappiamo, quindi vuol dire che il personale è rimasto quello di prima. Le assunzioni che abbiamo potuto fare non sono state assunzioni ex novo, ma tutti procedimenti e provvedimenti di mobilità. Quindi si acquisivano persone che avevano già 10, 20, 30 anni di anzianità, che si avvicinavano a casa o per vari motivi, però venivano anche loro con il loro bagaglio di esperienza. Cioè, cos'è che è mancato? È mancato il turnover, quello effettivo del personale, cioè esce un anziano vecchio come me e entra uno a un neolaureato a 25-30 anni e quello porta a un valore aggiunto per la struttura e quello anche serve per rendere più dinamica tutta la struttura. Ecco, questo non è stato, sì, pur volendo, sì, non vorrei che qualcuno pensasse che la mia stima non è nei confronti, sì, viene meno nei confronti di chi ha tirato la baracca nel frattempo e ha tirato sulle maniche, ecco. Ma questa evoluzione, ecco perché penso alla sanità non avevamo blocchi di assunzioni, quindi chi andava in pensione aveva 30-40 anni di servizio, arrivavano neolaureati freschi che al volo capivano e con gli strumenti informatici si inserivano dalla mattina alla sera, erano immediatamente subito efficienti, a volte anche efficaci, ma comunque efficienti. Questo, per cui invece le acquisizioni le facevamo con la mobilità. Quindi oggi si pone, abbiamo già cominciato, stiamo cominciando in queste settimane, a studiare e già a uscire con bandi di concorso, cioè bandi di concorso pubblico o acquisizione di personale attraverso l'ufficio di collocamento o quelle procedure per i livelli iniziali, e quindi mi riferisco ai livelli iniziali, vuol dire operai sulla strada, che abbiamo individuato mi pare in 2 o 3 unità, ecco, per cui per cercare di rimpinguare questo l'organico, ricoprire, cercare di cominciare a ricoprire i buchi con concorsi nostri. Ecco, questo è un discorso. L'altro discorso, ecco, evidentemente non è che dopo un concorso si faccia in 40 giorni o 60, ci sono tutte procedure e poi cos'è? Siccome sono i primi concorsi che vengono aperti, è facile più trovarsi 120 domande che 20. Ecco, e quindi ci vorrà un impegno da parte dell'ufficio personale che abbiamo anche recentemente potenziato. Questo per quanto riguarda il personale. Per quanto riguarda il discorso, il riferimento a proseguire nelle azioni finalizzate alla bonifica del sito Carnielli, questo se tu leggi la pagina 5 righe sopra, la missione 9, il punto 03 rifiuti, per esempio, anche qua l'amministrazione proseguirà con le azioni finalizzate alla chiusura e alla ricomposizione della discarica Forcal, cioè queste sono le azioni propositive che ogni amministrazione mira a voler concludere mediante le procedure che ci sono in atto. Questo è il nostro impegno verso la bonifica ai Carnielli. Oggi consiste nel fatto di voler fare i prelievi per monitorare, d'accordo con il curatore fallimentare, per monitorare la presenza del cromo.
Ecco, questo tutto qua, quindi non c'è nessuna dietrologia, anche se qualcuno può aver collegato questo con altre voci e dire già con altre voci, quelle riferite a sviluppo sostenibile e tutela ambiente, sì, fare una dietrologia un po' gratuita, ecco. Per quanto, visto che siamo in ambiente, ritorno sulla mancata risposta precedente, sì che ero di là, insomma, ero assente. Su Savno, io complessivamente, che giro la città sia a piedi che in bicicletta, posso dire complessivamente che la vedo più pulita. Però sono d'accordo, non in maniera omogenea, ecco. Ovviamente noi ci riserviamo di verificare quello che è il protocollo che Savno ci ha consegnato al momento del passaggio delle consegne, poi chiudiamo la favola metropolitana che abbiamo ceduto tutto il personale, perché di personale ceduto ce n'è uno e basta. Ora non vogliamo attribuire a lui la colpa se Vittorio a criminalizzare questo dipendente se Vittorio è sporca, ecco, quindi cerchiamo di non, sì, favole metropolitane lasciamo da parte. Invece una cosa che io noto e che mi sono segnato, che farò presente al dottor De Luca, se è possibile fare come vedo che viene fatto mi dispiace per il vice sindaco, ma come viene fatto bene a Conegliano dalla Savno, no? Bene, dove in parecchie vie c'è scritto all'inizio pulizia, il primo e ultimo martedì del mese, pulizia. Io frequento via Parrilla, no? E lì c'è scritto questo. Quindi vuol dire che il giorno la notte precedente la via Parrilla per 2 giorni, 2 notti al mese deve essere sgombra da macchine. Perché per cui passa la macchina, l'idropulitrice, la spazzatrice, passa la spazzatrice e quella fa una pulizia come Dio comanda, non come invece l'ho vista fare la settimana scorsa in via Galileo e via Garibaldi dove abito. Dove c'era, per fortuna ce n'è state, c'erano alcuni spazi di auto liberi nel parcheggio, scendendo di fronte alle maschere, ecco, allora lì c'era la macchinetta che faceva la strada, dopo entrava, puliva dove c'è la pista ciclabile o il parcheggio, dopo c'era una macchina, quindi riusciva, andava zig zag, dentro e fuori, per cui veniva fuori una via, se voi mi chiedete era pulita quella via? No. Era molto molto parzialmente pulita. Ecco, io penso di fare a Savno una proposta del genere, inquineremo ancora di più le nostre vie con le segnaletiche, però almeno questa la ritengo una segnaletica opportuna, o perlomeno necessaria, almeno io la vedo così. Dopo ci saranno i tecnici che mi diranno no, guarda, questa è una cappella, non ripetiamo le cappelle di Conegliano, ma io la ritengo una cosa fattibile e soprattutto utile. Grazie. Grazie Assessore Costa. La parola al consigliere Carnellos. Sì, volevo tornare, perché reputo un intervento intelligente e che ci fa, come si può dire, ragionare un po'. Talvolta noi siamo portati a pensare alle nostre scaramucce maggioranza e opposizione e qualche volta nel Consiglio Comunale invece, come si può dire, si può anche riflettere. Mi riferisco all'intervento di Posocco, che sui dati reali ha fatto delle considerazioni che credo sia importante che ci poniamo in generale. È vero, Posocco non ha dato risposte, non è facile dare risposte se ci pensa appunto alla natalità, perché se ci pensate, io ci ho riflettuto, anche perché sono anche nell'ambiente della scuola, e se voi pensate che, come ha detto Posocco, ci sono 160 nati nel 2018, le scuole elementari in comune di Vittorio Veneto, mi pare, sono 9.
significa che comunque, se non cambia, oppure se non c'è un afflusso di immigrazione, di qualsiasi genere intendo, è chiaro che fra 6 anni, che tutto vada bene, con 160 bambini, si fanno 8 e 8, 16, quindi ammettendo 20 per classe, 8 prime. Quindi, anche volendo pensare a mantenere il maggior numero di scuole elementari possibili, in realtà una, o almeno per il primo anno, è senza bambini. Chiaro che qui la colpa, io prima ci ragionavo e dicevo, vabbè, forse anche noi consiglieri abbiamo colpa, io per primo. Se voi fate la media dei bimbi che abbiamo noi consiglieri comunali, e da questo punto di vista mi pare che abbiamo una sorte comune io e Posocco, è chiaro che non abbiamo contribuito sotto questo punto di vista. È chiaro che qui c'è un dato culturale che non so come superare. Perché vedete, giustamente, Posocco l'ha posto come una problematica che non è solo vittoriese, nel senso che effettivamente, come tutti voi credo abbiate letto, quest'anno è stata per tutta l'Italia l'anno della minor natalità. Allora, tenete presente che questo creerà problematiche enormi. Ho parlato delle scuole, ma provate a immaginare le guerre fra scuole. No, la mia, la tua, la sua. Oppure città, campagna. Perché per esempio in questi ultimi anni, studiando i dati, un pochino le scuole medie vittoriesi si sono, diciamo, salvate per una ragione semplice. C'è, come si può dire, la leggenda metropolitana, bisogna cercare studenti dai comuni vicini, e il leitmotiv è le scuole della città, qualcuno c'è, però questo crea, come si può dire, contrapposizione, giustamente dico, con quei paesi limitrofi che dicono no, ne frega i tosotei. E fra l'altro tenete presente, anche qui sono ancien regime, io mai avrei immaginato da ragazzo, da bambino, che ci sarebbe stato un tempo in cui si faceva propaganda per la scuola del Rosario, dei Cordignan o dei Gagliarini, o fra Cosmo. Invece oggi addirittura è diventato normale. Dirà l'agli meglio, poi fra l'altro con leggende metropolitane, ovviamente, perché poi è chiaro che chi più ne ha più ne metta. Ed è un problema. Sì, finisco, ma credo sia interessante perché qualche volta noi... No, non lo metto in dubbio. No! L'ho solo avvisato. Sì, grazie, finisco. Perché, fra l'altro... Ah no, sì, stavo finendo, sì, ha ragione. No, ma lo dicevo perché c'è da fare una riflessione su questo. Perché guardate che è meno occupazione, parliamo di occupazione. Chiaro che serviranno meno maestri, meno bidelli. Qualcuno dirà, è meglio, tanto non sa niente. Ma non è questo il tema. E finisco. E qui, come si può esserci l'aspetto polemico. Tenete presente che le superiori vittoriesi, per esempio, le hanno salvate nell'ultimo decennio coloro che vengono da altri paesi. E questo lo butto solamente là, perché tante volte non ci poniamo il problema. E visto che era interessante anche l'aspetto
personale, finisco proprio, in realtà credo che la cosa che Posocco voleva sottolineare è, come si può dire, il fatto che in un sistema di tipo lavorativo gerarchizzato ma guardate che lo è ancora adesso, è normale che ci sia una piramide, cioè le fasce inferiori dovrebbero essere di più rispetto alle fasce superiori. Invece oggi la piramide si è rovesciata e anche su questo dovremmo fare una riflessione. È vero, c'è la diminuzione ovviamente delle risorse, ma anche qui vedete, bisogna che ci mettiamo d'accordo, vogliamo in conto capitale o spese correnti? Perché poi c'è anche quello come problematica che sarà da affrontare. E anche finalmente questo Posocco lo sdogana. Ricordatevi che per un ventennio c'è stato il leitmotiv di tutti, proprio anche del popolo da bar, i statai, i comunai, qui gli ospedali, voglio far niente, magna pagna UFO, perché lo si diceva, sapete? Ecco il risultato, lo si è detto. Credo che anche da questo punto di vista, e finisco davvero, ci voglia una rivoluzione di tipo culturale. Grazie. Consigliere Fasan, sì, e poi Criscuoli. Consigliere Fasan. Allora, se posso esprimere, mantengo fede al mio concetto che Graziano non è forte in matematica, perché se ci sono 160 nati, perché facciamo classi da 20, facciamo classi da 10 e risolviamo il problema. Forse. Fasan? Propongo Fasan, sempre gli stessi di prima, dell'educazione. Sempre qui di prima. Rischio della cultura. Allora, sicuramente non si può risparmiare sulla scuola, sui nostri figli. Bravo. Risparmiamo in altri ambiti che sono buttati via. Allora, se posso, velocissimamente, non sarò sicuramente, non mi rinnoverò come il prode Graziano. Allora, sono quante? 163 pagine di DUP e un consigliere che deve leggerlo deve sicuramente essere in pensione, perché uno non può passare le giornate a leggere il DUP. Un DUP fatto bene sicuramente si potrebbe dare a Caido D'Arros, così avremo il libro dei sogni 2, vabbè, ma sono tutte cose condivisibili. Volevo leggere solamente a pagina 137, giusto per levarmi un sassolino dai denti, dai piedi, dalle scarpe, no, perché ho un po' di mal di denti, solo per quello è. Al fine, sentite qua, al fine di ottenere risorse economiche da impiegare in ambito ambientale, la nostra azione politica ed amministrativa si concentrerà fra l'altro di richiedere a Piave Servizi ex SISP un contributo specifico per la fornitura di acqua captata dalle sorgenti site nel territorio comunale e garanzia di interventi per la salvaguardia ambientale dei siti interessati. Era una mia idea di 15 anni fa, vi ricordi Canelos? Canelos, l'assessore Napoli, il sindaco Tonò, hanno votato contro, cavolo. Ma sì, come no? E poi cambia idea, solo gli imbecilli non cambiano idea sicuramente, forse perché sono passati in maggioranza e si capisce che queste cose servono per il territorio. Purtroppo non è andato a buon fine. Ti ricordi Graziano, il 3% del valore dell'acqua, dove è finito? Ecco. Ma questo è 20 anni fa, no? 20, no, non eri neanche nato tu 20 anni fa, dai, come dice, politicamente, eri fuori. No, era 2003-2004, io ero assessore della comunità montana e ho fatto, l'avete votata qui con la tua preclusione che il valore dell'acqua, 3% del valore dell'acqua, forse non oltre canone ma a canone, e questo ci ha fregati tutti, purtroppo è andato così. Poi
Volevo fare una domanda all'assessore Turchetto. Il progetto 10 piazze, volevo far fare bella figura all'assessore Turchetto. Progetto 10 piazze, quante siamo arrivate? Manca a 5? Manca ancora 4 e 6 mesi. A PA? Vabbè, no. Io fra 3 mesi farò la stessa domanda. No, perché pomposamente è venduto progetto 10 piazze. Va bene. Bene, questo lavoro è stato fatto bene, però purtroppo non è coerente con le vostre azioni, pertanto faccio dichiarazione di voto. Voterò sicuramente contro. Grazie. Grazie. Com'è che si dice? L'operazione è riuscita, il paziente è morto. Ecco, questo qui è un progetto fatto bene, perché mi dispiace che voi non lo applichiate bene. Posso? Consigliere Criscuoli. Per la seconda volta devo condividere il pensiero di Graziano. E sai che mi secca, però mi trovo assolutamente d'accordo. Mi piace questa idea del riflettere anche all'interno di un consiglio comunale su un argomento così importante, che è vero, cioè mancano i bambini, per cui le scuole sono fra qualche anno. Chi ci sarà, PA, dovrà per forza prendere in mano un problema che stiamo vivendo in tutta Italia. Però io non mi fermerei all'attrazione rispetto alle scuole superiori, alle scuole medie, anche alle scuole elementari, solo di edifici, ma punterei, legandomi poi a un discorso più ampio sul turismo e quindi anche sul territorio. Cioè una città, per essere attrattiva, deve avere anche una serie di servizi essenziali. Io parto dal presupposto che fra i servizi essenziali ci sono i servizi culturali. Quindi cioè non solo avere le scuole giustamente antisismiche, tutte cose assolutamente giuste e corrette, ma avere anche un'offerta culturale generale, che serva sia ai bambini, agli studenti che siano attratti da Vittorio Veneto, ma anche a tutta una serie di persone che seguono, che quindi non so, dai genitori, dagli insegnanti. In questo senso può tornare utile un discorso sul turismo molto forte, quindi mi fa piacere che l'assessore Napol abbia parlato di figure professionali e non di volontari, come purtroppo si vede anche in molti musei. Figure professionali che sappiano da dove si parte e soprattutto che abbiano idea di dove si arrivi, e quindi per questo c'è bisogno assolutamente di investimenti. È vero, assessore Turchetto, che non è questo il momento, non è questo il luogo, stiamo parlando del DUP, però partire da qui per fare delle riflessioni che riguardano il turismo in genere, che si collega assolutamente alla scuola, insomma a una città di quasi 30.000 abitanti che possa offrire dei servizi interessanti, collegati sicuramente, come diceva prima mi pare Fasan o Posocco o Napoli, non mi ricordo, collegati al territorio, e quindi non solo Vittorio Veneto, ma un territorio che è molto ampio e che ha un sacco di cose da offrire. Grazie. Grazie. La parola ora al consigliere Posocco. Sì, rapidamente, assessore Costa e signor Sindaco. Avete parlato di dietrologia riguardo a quello che è scritto: proseguire nelle azioni finalizzate alla bonifica del sito Carnielli. Diciamo questo, io non è che non creda alla vostra risposta, però immaginatevi voi all'opposizione e vedete comparire nel DUP un qualcosa che non c'era scritto proprio nel momento in cui andiamo a discutere l'ex Carnielli. Lei mi dice c'era per le azioni, per le analisi. No, le analisi le abbiamo fatte anche prima e non c'era niente nel DUP.
assessore, o il sindaco, è un nostro obiettivo, certo, ma non lo è adesso che andiamo a discutere della Carnielli, è sempre stato. Quindi capite che delle volte quando qualcuno legge qualche domanda se la fa, ed è giusto chiarirla in consiglio. Stasera mi avete risposto, avete detto non saranno messi dei soldi del comune sul sito della Carnielli, a posto, ecco, grazie. Grazie consigliere. Bene, allora terminato il secondo giro, Fasan ha già fatto la sua dichiarazione di voto, quindi se non ci sono altre dichiarazioni io metterei in votazione, come faccio in effetti, documento unico di programmazione DUP 2019-2021, presentazione ed approvazione. Hai ragione, perché è scrutatrice, non tanto per il numero legale. Sì, sì, sì. No. Adesso no, il numero legale è 9. 9. È 9. Però in questo momento sì, 8 chiedo scusa. In questo momento sì, il numero legale c'è. No. Il numero legale senza considerare il sindaco in ogni caso. Numero legale. In questo momento c'è il numero legale, quindi io metto in votazione. Basta soltanto stabilire che gli scrutatori sono Darcier, Carnelos e Posocco, ok? Quindi metto in votazione il punto numero 7, favorevoli, 8 favorevoli, contrari, 4 contrari, nessuno astenuto. Metto in votazione l'immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, 4 contrari, no, io direi 9 e 4. È possibile? No, chiedo un attimo al segretario. È entrata e ha votato. Quindi nell'immediata eseguibilità ci sono 9 favorevoli e 4 contrari. Grazie a tutti, buona serata. Ci vediamo sabato mattina alle 8:30 in questa sala. Grazie e buonanotte a tutti.